Vabbè. Si parte, si parte. Non ho ancora l'aggiornamento. È arrivato il primo Cumendiano. E purtroppo non ho ancora l'aggiornamento del tablet, quindi chiedo un po' di pazienza. E si parte, sì, si parte. Allora. Parapi, pi, pi. Scusami se non ti posso salutare, vecchio mio, ma purtroppo non ho ancora l'aggiornamento dal tablet. Ok, abbiamo assaggiato sto stronzo. Dai, porco, dai. Niente, ancora no. Saluto anche il secondo arrivato, ma purtroppo non vedo chi è. Papà però, pom pom pom. Intanto andiamo avanti qua finché non ci sono partiti, insomma possiamo anche andare avanti. Siamo in tre e non so chi cacchio sono. Forse sì. Oh, eccoci qua. Siamo arrivati, arrivati. Vai. Chat dal Vivus. Ciao Carlo DN, ciao Stefano Cidoni, ciao Carmelo, ciao Budweiser, ciao Pietro, ciao David Energy. Siamo qua ragazzi, siamo qua su Football Manager. Ciao XDeda77. Pa, pa, pa. Vuole negoziare il trasferimento di Maher. Il buon Maher mi fa anche centrocampista molto bene. Beh, Maher, sinceramente, vuole 5 milioni sull'impatto del budget. 48 mesi. È anche giovane. Perché no? Ciao Buster, ciao Tecno, ciao Carmelo, ciao Cocker 1000, ciao Just Video Player 9000. Tanto accettiamo le richieste e poi valutiamo. Andiamo qua un attimo avanti. Ciao Douglas. Maher, ottima bestia, bene, bene. Buonasera Kume, ciao del Dr. V. Il Dr. V, ragazzi, il Dr. V. Intanto vediamo Maher, allora quanto prende il porco? Prende poco il porco, allora. 18, stipendio. 1,7. Diamogli un po' di soldino a sto porco. Va bene, va bene. Anche le case di Scissoria, 38 milioni vanno più che bene. Ciao Sdev, Sdav. Adesso qua andiamo a tenere un allenamento, facciamo queste cosine qua. Adesso abbiamo bilanciata alto, ok. Va bene. Individuale. Stanno salendo molto bene, perfetto, godo. Preparatori sono ancora un po' così. Come prenderai The Hoarder? Non lo conosco come gioco, onestamente, chiedo perdono. Ma non lo siamo già a 17, molto bene. Real Madrid ha vinto. Andiamo un po' avanti così ottimizziamo. Ciao Antonio! Ciao Antonio! Ciao Giovanni Mancini! Ragazzi, domenica ritorna a Bonera, siamo a posto in difesa, ma non parliamo di Milan per cortesia.
L'ispettore Derek sigilla il passato dello Sporting. Oh, bene. Bene, bene. Ciao Ivan Mollo. Mollo Malesani. Non sono Mollo. Non sono Mollo. Amichevole trofeo Berlusconi Milan Juve 3-2. Bene. Rimandato trasferimento. Cazzo. Non ho soldi. Non ho soldini. Cazzo, non ho soldini. Mi di finanze. Cosa? Non ho veramente una merda. Non ho. Ai ai ai. Ho pochi soldi. E così sì, il Parma fallirà secondo me. Cosa facciamo qua con Maer? Porca puttina, non ho soldi. Non ho soldi, vediamo se ci serve. Abbiamo centrocampo, abbiamo Tellmans, Arnold. Non è che abbiamo tutti questi fenomeni, eh. Porca puttina. Infortunato Luis Gustavo quanto? 2 settimane. Una nuova intro? Magari sì, mi piacerebbe avere una nuova intro. Solo che io avrei bisogno di un aiuto perché non saprei proprio più come fare le intro, onestamente. Cioè, non. Chi vendo, cazzo? Chi vendo? Vediamo un attimo. Vediamo un attimo. Uno che vale un pochino, magari. 5 milioni, Daniel. Questo non è malissimo, però. Perdici fortunati. Max Grun. Non prendo un cazzo. Felipe. Non prendo niente. Ciao Luca. Allora, qua abbiamo messo difensore sinistro centrale, destro. Qua abbiamo difensore centrale. Come Ale, Arnold fa tutto. Tielman centrocampista. Vierigne fa l'ala. Insomma, non siamo messi proprio benissimissimo, comunque. Vendi team close, ok. Si sente la televisione. Allora, team close. Vediamo però se facciamo, guarda. Perché qua faccio sempre fatica a vendere giocatori. Offerta alle altre squadre. 3 milioni, vediamo. No, non canto. Un pornazzo. È di là in salotto, io sto guardando la Champions che tra poco comincia Real. Ciao Ciccio Juventino. No, non canto, grande amore, non voglio rovinare quella bella canzone. Ciao Marco Oztuk. Offrilo a 5, vediamo se ha ragione il buon Budweiser. Offerta da altre squadre. Vediamo se a 5. Vediamo un po', Beppe. Ciao Bakim. Ciao Lorenzo di Napoli. Ciao Dorenci Channel. Ciao Flavione. Ok, 3 milioni. No, però, no. 5 milioni voglio. Ne voglio 5. No, non te lo do. Ciao Adriano, ciao Sam, ciao Daniele. Ciao Davide, ciao Lollo. Ok, meeting con lo staff. Ciao. Allora, ciao Nicolas, ciao David. Guarda live Douglas. Aspetta, qua forse dobbiamo rifarla, cazzo. Team close. Allora, trasferimenti, offre da 3 squadre. 5 milioni. Yes. Vincent del Porto. Ciao Mattia Pincin. 2 milioni e 6, vedi. Vediamo, cerchiamo di trattare. 4 e 1. Trattiamo. Trattiamo, cazzo. Qua si tratta come.
Ok, qua l'ho fatta. Video offerta. Non lo so, The Sims, questo è un periodo che non ho voglia, però magari dopo mi torna, vediamo. Vediamo ragazzi, video offerta, Lencek Francoforte. Francoforte chiediamo 4,7. Dopo del Levante non mi interessa. Ciao Giuseppe Lancia. Allora in prestito, la vediamo, avevamo detto. È il Forsberg Comendiano. Allora, vediamo, non mi ricordo più il giocatore, cazzo, qual era il giocatore da prendere in prestito, porca troia, non mi ricordo più una sega. Salutami, ciao Alessandro Rosi. Porca troia, era Vincent del Porto, vediamo. 2,8, ora vedi offerta. No, assolutamente. 3,8. Lo vogliono questi porchi, lo vogliono, lo vogliono. Lo vogliono e io te lo do solo per tanti soldi. It's a real, 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 real. Allora, vediamo un attimo. Ciao. Ciao Beppe. Qua mettiamo 3 e 4, dai. Ciao Francesco, ciao Carmelo, ciao Giuseppe Lancia. No, lo scudetto è impossibile, aveva una squadretta di merda. Vincent Porto. Allora, vediamo sto Vincent del Porto. Siamo in 30, 30, 30, 33. Allora, Porto. Vincent Cassel. Allora, dov'è questo Vincent? Questo qua. Questo qua cos'è? Una punta. Vediamo. Dovrebbe essere lui teoricamente. Vediamo se ne sono altri per sicurezza. Is a real, real, real. Ciao Hannibal, ciao il Fede, ciao The Smike, ciao Daniele, ciao Fabio Piatto, ciao Gallo, ciao Marx. Abbiamo già visto Youssef, mi convince fino a un certo punto. Allora, trasferimento, offerta, prestito. Niente, non vuole cedere in prestito, fa culo. Porco, Daniele porco. Però no, purtroppo non me lo danno in prestito. Sta iniziando la prepartita. Si chiuderà a breve, non voglio parlare di mercato. Cosa ne pensi? Posso già dirvi i loro titolari se volete, come José Mourinho. Coman in prestito dalla Juventus, vediamo. Is it Coman? Scusate, ragazzi, metto un po' di panico. Ragazzi, sto FIFA allora lo volete in live? Io pensavo di fare PES in live e FIFA offline. Dopo vediamo, insomma. Cioè, allora, Coman. Forse è tra le riserve. Allora, Coman. Questo non li trovo mai i giocatori. Quando devo fare così non li trovo mai, porca puttana. Siamo così, guarda. Andiamo prima. Eccolo qua, trasferimenti, offerta. Non posso fare prestito, cazzo, non posso. Niente da fare. Sorteggio Europa League e ci ricordiamo insieme. Ciao Natascia Lombardi. Ciao Matteo. Ciao Xin, ciao Lorenzo, ciao Frederick. Sorteggio Lille, Villarreal, Lyon, Salisburgo, Dinamo Kiev, Metalist, Fiorentina, Siviglia, PSV di Eindhoven, Internazionale, Tottenham, Porto. Il tuo pupillo salve, non lo schifo, Panathinaikos magari, stavo a Bucarest. Girone facile, voglio andare con il Metalist, voglio andare, ti prego col Metalist, ti prego col Metalist, ti prego col Metalist, vai col meta, cazzo. Fiorentina no, Fiorentina, ecco. Contro la Fiorentina al primo del Group G. Ciao Just Matti.
E il Real vincerà 4-1 secondo me. Come vogliamo Eurotrack Simulator? Ci sarà un live di Eurotrack. Vediamo le terze squadre. Magonza, Lokomotiv Mosca, Ludogorets. Ciao Giovanni Battaglia, Sheriff, Estoril, Feyenoord, il Ghiamp, squadra un po' bizzarra il Ghiamp. Ciao Giovanni Battaglia. Dai, Ghiamp è battibile. Hull City, Torino, San Etienne, Shormorez, Partizan Belgrado, Malmo FF, Lokeren, Rostov. Ciao Franci LOL, Dinamo Mosca, Hajduk Spalato, Debreceni, Groningen. Girone abbastanza curioso, ragazzi. Il girone della G, ragazzi. Il girone della G. L'Inter, vabbè, insomma, qua l'Inter si è dato il girone più semplice come al solito, vediamo. Andiamo a fare domandare contro l'Inter. Dnipro, Saint-Étienne, Limassol, è chiaro. È chiaro. Sì, la Juve può passare il turno. Fai FIFA in live con l'Atletico, vediamo. Ok. Offenheim, Friburgo 1-1. Close 3, vabbè, 3-1, accettiamo a questo punto. Dai, mandiamolo via sto porco. Vai. Ciao Alessandro Giuliani. Parara. Ok, allora si ricomincia a giocare. Dai, adesso concentration please. Live su Fly, vediamo live su Fly. Luis Gustavo è già morto intanto, la cosa non mi piace. Allora, serve il mediano, Tolemans. Dobbiamo mettere il Telemans qua, il porco. Allora, il porco. C'è anche Arnold, ma no. Mediano, questo è morto. Un altro morto. Siamo pieni di morti, a parte i Trash. A sto punto mettiamo lui. Trash. Però insomma mediano me lo fa proprio a fatica, cazzo. Però non voglio. Mandami pure lo screen. Abbassa Lucas Romero in mediana. Sì, anche. Lucas Romero, lo cazziamo qua e la possiamo mettere. Mettiamo Arnold, mettiamo Arnold Schwarzenegger. Grazie, allora abbiamo detto Arnold, mi ricordo centrocampista offensivo. Ok, perfetto. Centrocampista centrale, attaccare. No, ho sbagliato, ma puttana trota. De Bruyne, regista avanzato. De Bruyne. Qua mettiamo centrocampista centrale, attaccare. Romero incontrista. La squadra è abbastanza messa bene. Ok, Luis Gustavo l'è morto. Mettiamo. Ok, no, questo no. Ciao The Crazy Gamer. Grazie Just Matti. Allora, sto cazzone, no, che mettiamo al posto suo Perisic ancora morto. Mettiamo Trash, dai. Ok, 40 in live, saluto tutti. E andiamo. Dai, andiamo a vincere contro il Colonia, cazzo. Ramos, no, a punte teoricamente ci siamo. Sì, l'ho vista la partita ieri. Ok. Applica consiglio, proviamo ad attaccarli, questi stronzi. Energico. Buona fortuna, ragazzi. E si va. Vai, fioi. Ciao, Daniele. Non mi ricordo se ti ho salutato, ma ti risaluto, va bene, dai. Attenzione, Timo. L'essenza di Timo per Maximilian Arnold. Timo. Schürrle! Ancora lui! Andres! Schürrle! Come sto vedendo il Real, bravo Hertic, bravo. Intanto 1-0 Wolfsburg, dai, abbiamo una squadra secondo me perfetta, nel senso
per arrivare in Champions, che è il mio obiettivo, ci siamo, secondo me. Non abbiamo snaturato niente, tutto regolare, non avevamo più possibilità di bonus. Secondo di campionato, siamo tanti giovani, squadra giovanissima, vediamo. Rodriguez, Kevin De Bruyne per Romero, Arnold per De Bruyne, Schürrle, boom boom Schürrle, boom, ciao Daniele, boom boom boom, boom boom Schürrle, 2-0. Grandi ragazzi, già Schürrle mi sta dimostrando grandi cose. Dai fioi, dai ragazzi. Attenzione che la difesa c'è un po' ballerina la difesa, eh. No, ho messo il buon Budweiser, mi ha passato l'aggiornamento, quello del mercato invernale. Kevin Volland, Timo, l'essenza di Timo, traverso dell'essenza di Timo. Non ci credo. Not parole, sure, che parlo di Werner. Che parlo di Timo, ma che Wolfsburg ragazzi, stiamo mettendo bene la squadra per il momento, ma calma. Relax, come, relax. Relax. Vai Timo, vai Timo. Timo è brutto tiro di Timo. Dai Schürrle, dai Andres. Attenzione Timo! Ancora Timo! E ancora traversa del porco. Il nostro Timo ha preso due pali, due traverse, cazzo. La prima giornata ha partito col Borussia 1-1. Ma porca puttana, povero Timo. Povero Timo, ragazzi, l'essenza di Timo. Ciao Dovachin, tranquillo. Ah, Dio sente. Basta, il mercato è ampiamente chiuso. Buon primo tempo comunque, abbiamo dominato anche due traverse, ho preso. Ok. Energico. Continuate così, se qualcuno stanco ancora no, tutto regolare. Inigo Martinez, Shore. Buoni acquisti abbiamo fatto. Scuffet, credo in Scuffet ragazzi, credo nel porco. Ok. Francis LOL, grande. Francis Ford Coppola LOL. Ai. Ciao Gabriele Randazzo. Tra un po' facciamo qualche sostituzione. Pigliati Caracciolo. Un simulatore carino, lo sai. Euro Track o Fly Simulator i migliori a mio parere. Adesso facciamo controllo qua. Bravo Romero. Breco. Possiamo avere lo scudetto, attenzione, eccola là. Appena detto, Gavronic ce la mette in quel posto, è una squadra tanto giovane, ragazzi, secondo me per puntare allo scudetto. Werner dopo i due pali lo mettiamo in panca. Ok, mettiamo Kane, mettiamo Tillmans per Maximilian Arnold. Niente, così non va, ma puttana troia. Tillmans. Ok. Vai. Mi sto zitto la prossima volta. Oh, Dio mio, però se la dove ha fatto una squadra molto giovane. Certi giocatori non li conosco perché mi avete consigliati voi, io mi fido e vediamo un po' come va. Volland, Kevinone, recupera Horn molto bene. Dai, figli. Grande Harry Kane, il nuovo Teddy Sheringham, ragazzi. Quanto mi piace. No! Mamma palo! Mamma che culo, ragazzi. Calma. Aspetta. Palla alla squadra. Aggressivo. Concentratevi, cazzo. Concentratevi, figli di Troia. Ciao, Alternative Power. Devo imparare il tedesco. No, lo so già il tedesco, mi sono messo. Visto che ho origini tedesche, mi sono messo che sono l'italiano e il tedesco, quindi l'allenatore sa già il tedesco. Scuffet, Fiove, prego. Andiamo a chiuderla, Fioio. Comunque stiamo attenti. Attenzione, Romero. Vede Kevin De Bruyne, il piccolo Kevin per il piccolo Schürrle. Fallo di Breco, sei un beco! Ciao Matteo Lazzaroni. Per me che la vince la Champions. Per me, anche se ho visto male, io ho scommesso 2 lire sul Chelsea. Volland, Tillmans.
Kane De Bruyne, Kevin Paolo De Bruyne, 3-1, chiusa la pratica, Colonia. Ciao Poggiano, ciao Nicolas, a dopo. Dai, buon 3-1, arrivano i primi 3 punti in campionato per il talentissimo allenatore veneziano. Dovessi l'operazione tirate fuori i coglioni, magari. Is a real love. Ok, al Real Energy Stadium, grandissimo Wolfsburg, ben fatto. Ok, andiamo a elogiare anche Schürrle. Ok. Tielemans debutta. Wolfsburg, andiamo dal parco. Allora, il parco, vediamo qua. Schürrle. Conversazioni. No, ma sono i coglioni te. Lola giocatore. Complimenti per l'ultima partita. Grazie mister. Ok, cominciamo a farci gli amici perché sono importanti, perché qua è l'unico altro bonus che abbiamo. È il fatto che se un giocatore diventa nostro amico possiamo portarcelo via e fare, diciamo, avere il nostro zoccolo duro. Strabiliante. Non siamo i migliori amici, no, io voglio incazzarmi con tutti. Impeccabile Schürrle, ciao. Ok. Ma sei mitico come? Grazie Franci. Sarebbe bello fare video con Edward, però non è facile trovare sempre i giorni giusti. Ok. Buono, dai, una buona vittoria fuori casa. Sempre difficile vincere fuori casa sul Football Manager. Come vedi c'è De Bruyne, può fare da chioccia a Tielemans. Allora, il Real Madrid ha stravinto. Ok, vediamo un attimo. Allora, Kevin De Caz. Allora. Come si fa che non mi ricordo più? Oddio. Non mi ricordo più dove si guardava. Questo nuovo Football Manager. Dimmi come si dice Bado che non mi ricordo più. Bella come, ciao Dredd, ciao Regio, ciao Chicco. Domani comunque ragazzi live di PES, domani si parte con PES, terza stagione, seconda con il Dortmund. Ah, su Tielemans, ok. Non ricordo più un cazzo, ma non sono proprio rincoglionito. Sviluppo. Ah, giusto. Eh, vediamo. Consigli, richiedi e cambia focus. A riposo. Forse non si può, eh? Non si può, non c'è questa possibilità. Guarda che tu, Bud. Ciao Daniel. Aspetta, allenamento. Sono proprio un coglioni, io, fioi. Quello che ne pensi di Balotelli è un coglione. Ciao Lorenzo. Ciao Matteo. No, il Milan non arriverà in Europa League. Ciao Daniele. Allenamento. Ah, ok. Luis Gustavo, Verigna, Trash. Devi dirmelo te. Sì, anche è venerdì. Sto venerdì non lo so se ce la faccio. Penso di sì, però. Farà che di venerdì, che il giorno migliore dopo non c'è scuola. Comunque non lo so, c'è Luis Gustavo tra i tutor più adatti. Dimmi te, insomma. Prova Luis Gustavo la passera. Gustavo la passera. Gustavo la passera. Allora. Ok. Ok. Va bene. Perfetto. Ciao Porco. Allora. Grazie Marco. Chi porteresti al Milan del tuo Wolfsburg? Tutti, perché chiunque è più forte dei nostri giocatori, purtroppo, quindi. Siamo in 43 ragazzi, siamo un numero diciamo un po' più basso rispetto alla media, ma sappiamo che Football Manager è un gioco molto molto di nicchia e soprattutto c'è anche la Champions. Non ho visto chi mi ha scritto. Anche Congolo. Allora, Rosa.
Sviluppo, allenamento. Facciamo Ronaldo, dai. Ok, ciao. Iscrizione alla Bundesliga. Come salimitore, grazie Matteo. Cosa ne pensi di Menezes e Diego Lopez? Due giocatori, sì, buoni, ma io sono abituato a un Milan leggermente diversa. Ai, 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 tarira. Oh, siamo contro lo Schalke 04, squadra molto fastidiosa. Ciao Carlo Cavallazzi, ciao Camilla Amoroso. Siamo sempre là ragazzi, sarà il link della sorella della mamma, non arrappatevi subito. Ciao Red Warrior, grazie Rovakin. Iscrizioni, ci sono tutti, ok, ok. Ho una squadra di porchi, bene, molto bene. Prendi parte, no, rifiuta. Buono. Milan degli olandesi, vai. Mi basta quello. Ok, ciao Close. Ok. Sarai sempre il benvenuto. Ok, ciao Park. Ai ai ai. Is a real love. Verigna come? Verigna, però c'ho là nelle ali, insomma, Holland, Schürrle, insomma, prima di mettere Verigna, c'ho giocatori più forti secondo me. La Devasto sì. Ok, finisce il mercato finalmente che non sopporto, adesso possiamo partire alla grande. Dopo 2 giornate 4 punti, non male, adesso però c'è un'altra sfida importante contro lo Schalke. Scusate un attimo che c'è un attimo un messaggio, non posso non rispondere. Aspetta, sono in live. Scusate un attimo ragazzi, questo è il panico della diretta. Panico, 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 paura. Ok, ciao. Allora, ciao Simone Silvestri. È finito il mercato. Buono, ciao. Quindi alla fine non mi è arrivato il... Vabbè, insomma, a me non è arrivato. Pazienza. Vuol dire che questi soldini qua ce li siamo messi via per il mercato di gennaio. 3-3, perfetto. Stipendi, vabbè lo stesso, dai, fioi. Si gode. Salva. Sei una bella figona, sei autorizzato. Gol del Basel, ragazzi. Gol del Basilea. Ciao Alessio Vitali. Ai ai ai. Dai però, merdaccia. Contro il Porto, il Basel, ragazzi, veramente io mi ricordo la stagione che abbiamo vinto la Champions contro la Juve ai rigori, che la Juve è passata nel secondo girone per differenza reti, che il Basilea ha veramente fatto una gran Champions con Akan Yakin, me lo ricordo Akan Yakin, madonna. E il Basilea è sempre comunque una squadra rognosa, ha battuto fuori anche il Manchester, mi piace, sempre piaciuto a me il Basel. Sky, Sky. GTA 5 per PC, certo che faccio video, pensavo di fare proprio un video in live che comincio a giocare col PC e vedere quanto laggerà, perché sono sicuro che laggerà quella merda. Ottimizzazione di un criceto in calore. Vabbè, se è una finale Inter-Milan, ragazzi, non la posso leggere. Cioè, non la posso, io mi ricordo che ero tanto più teso nell'Euro Derby con l'Inter che nella finale con la Juve, perché un conto è perdere con la Juve, un conto è perdere con l'Inter, cioè... Mamma mia, quell'Euro Derby con gol del mito del Dio Sheva, ragazzi, mamma. Poi vincere senza vincere con 2 pareggi, il più bello, uno dei giorni più belli della mia vita, cazzo. Forse più ancora della prima trombata. No, non gioco al Toto Calcio, non gioco.
Scopare, non la conosco, Nicki Minaj, Alessandro Giuliani, non la conosco chi è. Sì, sì, lo compro GTA. Ah no, ma è bella, che culo, perfetto. Cazzo, allora sì che me lo prendo. Me lo prendo, cazzo, questo ci può servire tanto, vai. Visto che c'è, trasbordo. Beh, è chiaro che vado se c'è la finale col Milan, che sboccio, cioè, magari anche altro. E lo posso mettere? No, perché? No, aspetta un attimo. Io spero di poterlo mettere, perché sennò veramente so cazzo. Ma no! Ma non ci credo. Ma che giorno siamo? Non so te, non posso registrare. Se posso registrare lo carico, ragazzi, ve lo dico, eh. Ve lo dico che è assolutamente carico. Sì, no, vabbè, ma non è che non posso registrarlo. Guarda che carico è qua. Ma che vedi, c'è Football Manager se non sei concentrato fai capelle a nastro, non c'è niente da fare. Ma com'è possibile, cazzo? Cioè, sono al campionato, cioè, non è possibile che non posso registrarlo, perché sennò veramente carico, eh. Ah, giusto, non è che ce l'ho io da in prestito, ok, ho capito. Allora in culo ce l'ho. Aspetta un attimo. Meno male che ho salvato, affanculo. Che a puttana de tutto male. Sì, lo devo fare, tutti in tanti me l'avete chiesto, Eurotrack. Due coglioni però, che sbocio. Che due maroni. Ai ai ai. Il cume sembra in affanno, sì, concordo. No, ho appena fatto anche 4 km di corsa, sto riprendendo piano piano la forma dopo i problemi alla caviglia e quindi sono un po' stanchino. Dai, muovite, porco. Ma la stellina di Tori... Tori, Tori. Dove c'è Tori c'è casa. Ok. Aspetta un attimo, sono un porco solo. Chi è la... Che cazzo è? Dai, vecchio, su. Ah, quella però è l'iscrizione all'Europa League. È vero anche quello, vedi, adesso devo leggere però un po' il gioco, eh. Ciao Angelo Fabiano. Giocando. Allora, ma devo portarlo così allora a sto punto, perché se no non arriva. Sposta il mio club, ciao. Allora, buono. Perfetto. Ok. Che due maroni. Ci piacerebbe eliminare Alex appena cosa mi piacerebbe? Non ho capito. Asa Akira, ma quante ne conoscete? Porcelli che non siete altro. Allora. Ora qua avevo detto che non posso perché ha già giocato sto stronzone. Ah no, posso, seleziona automatica. No, aspetta. Cancella selezione, ma che cazzo stiamo a dire? Allora, sì. No, facciamo automatica, non ho coglioni. Ora chi è che non ha messo? No, Tielemans, no. Allora, facciamo puttana troia. Allora. No? Mettiamo Maximilian Arnold. Adesso ragazzi, scusate se non leggo, ma devo anche capire qua chi mettere. Tielemans.
Ok. Ok, Adam è messo. Ok. E vediamo se non c'è qualche porco. Ok, perfetto. Ci sono tutti. Yes. Ah, 4 giocatori del vivaio di merda. Che due coglioni. E chi togliamo adesso? Porca puttina. Togliamo questo porco qua. Ok. Ma che cazzo dice? Oh! Ne serve un altro, che balle. Ciao Matteo. Mandalare non mi piace. Ciao Andrea Mosti. Chi togliamo adesso? Puttana miseria. Oh. Vediamo se questo possiamo toglierlo. E mettere questo. No, niente da fare. Così? Ok. Speriamo bene. Rosa. Devi rispondere. Maer. Ok. Ciao. Perché ultimamente fai così tante? Perché mi piacciono le live. Rocco Siffredi lo conosco, sì. Ok, presentiamo Maer. Sono entusiasta. Mi è tantissimo la squadra. Può portarci molto in alto. Ho la massima fiducia. C'è una grande amicizia. Non voglio discutere. Ciao. Dai, che voglio giocare, però, Madonna eterno, che sboccio. Tutti lo conoscono Rocchino. Questi messaggi. Allora, vediamo un attimo. Trasferimenti calcio belga. Il mio Tielemans è il migliore. E godo quello più oneroso. Chi è questo? Non sembra male. Vediamo. Rapporto. Questo l'abbiamo già visto, forse non mi ricordo. Ok. Parla. Presentazione complimenti. Sono solito i tuoi progressi. Ma vai a fanculo allora. FM in live the best. Vediamo si fa male. Vaffan Broden però. Siamo in 44 cumendini ragazzi. 44 cume in fila per 6 con il resto di 2. E qua il Milan non compra nessuno. Siamo poveri. Elezione all'orizzonte per il Real de Madrido. Non va. Ciao, come sei il migliore? Grazie Luca Rossi. Grazie Luca Rossi. Sono difficoltà per il Bassano. Ma se il Bassano batte il Venezia, ma vaffanculo. Oh, Perisic è tornato e questa è una buona notizia che è un tuttofare Perisic, molto bene. Sì, spero che lo vendiamo il Milan. Anche se il mio sogno sarebbe che Berlusconi tornasse in campo alla grande a dominare come ha fatto per anni e anni e anni, per non dobbiamo dimenticarci che grazie a Silvio siamo arrivati a vincere tutto, eh? Primo gol per Venez, voglio farti i complimenti. Ci vediamo nell'Hamilton, la Werner è un rompicazzi però, eh? Ciao Edoardo, ciao Tullio, ciao Giuseppe. Da Nesta a Palea, vabbè, lasciamo perdere, dai. Naldo vuole discutere cosa cazzo vuoi, sono stato infelice. No, guarda.
Tutto il resto, ok. Ecco Naldo, non rompere il cazzo. Grazie amore. Grazie Naldo. Ok. Buono, ciao. Vabbè, ci vede. Ciao The Style. Ciao Lorenzo Bertoncelli. Ciao Matteo. Oh, ciao Eli. È il mitico Ariedo, ragazzi, il mitico Ariedo, l'uomo dei capelli curiosi. Allora, non voglio parlare di infortuni. Abbiamo gradito un po' di riposo. Non parlerò della formazione in questo momento. Non intendo rispondere a questa domanda. Non intendo rispondere. Non rompetemi i coglioni, ragazzi, devo allenare, non parlare. Yeppi, arriva Eli, vedi, è arrivata Eli e tutti voi siete più contenti. Vi vedo io, porcellini. Fate i bravi, non fate più come l'altra volta, trattatemi bene la Eli, mi raccomando. Se no il Cume si arrabbia. Ai, ai, ai. Dai che si riparte, adesso si entra nel vivo della stagione. Tarariroro. Dovahkiin, mi mangio il stracchin, Dovahkiin. Anteprima contro lo Schalke è partita veramente dura, eh. Allora, abbiamo qua il morto. Ok. Abbiamo un morto in campo, allora ok, mettiamo Gustavo. Maer qua al posto di questo, Adam. Adam ci fa, è un trequartista, regista. Ok, vabbè, insomma. Ok, possiamo provarlo. Aspettiamo prima di metterlo subito. Chiaramente Perisic lo stesso al posto di Vieirinha, che a me è proprio sto Vieirinha. Sì, in realtà ha dei bei numeri, porca puttana, ha dei bei numeri, cazzo. Allora abbiamo il mediano, Gustavo lo lasciamo un attimo a riposo, Tielmans è morto, Merkin, Naldo, mi dispiace non portarlo neanche dietro però. Portiere di riserva non lo metto mai perché in caso se perdiamo ricarico la partita, non voglio sprecare, voglio avere tutti i giocatori di movimento sinceramente. Qua mi sembra un po' dura portare, potrei portare. Lasciamo così, intanto via, in caso via, quanto vale Vieirinha? 4 milioni, vediamo, potremmo anche venderlo. Allora, ok. Qua aspettiamo, Werner ha preso 1000 pali. Ok, vai. Eh, 52 like, grazie ragazzi. Siamo, grazie. Adam, numero 18. Andiamo. Il Bayern Monaco ha 6 punti, 2 vittorie, chiaramente. L'Augusta qua ha pareggiato. Allora, appassionato. Ok, ho una bella squadra, quindi non voglio lamentarmi degli infortuni. Vai. Energico. Buona fortuna ragazzi, teniamo controllo, non voglio subito attaccarli. Vai. Ciao Just Manimal. Vediamo questo un altro bel banco di prova dopo il pareggio contro il Borussia. Inigo Martinez, Schar. Squadra molto giovane ragazzi, Kevin De Bruyne. Vai Timo. Attenzione Hunter al clash, il cacciatore, il cacciatore, il cacciatore. Huger, Draxler, Euro, gol di Draxler, ma forse fuori gioco. Offside, mangiami il pacco Draxler. Abbiamo subito rischiato però, è bella azione del cacciatore purtroppo. Il cacciatore rompa i maroni. Romero ha fatto molti errori, ok. Kevin Volland, Aogo, Sam. Pronostico del mio match, boh, non lo so ragazzi. Surely Andres, vede Maximilian per Volland, Kevin, no, l'ha presa bene il porco. Sam, Ocho a Serious, bravo, dai, Aogo, Matip. Rete. Draxler. Cristiano Ronaldo, ragazzi. Cristianino, che giocatore, altro che Messi. Oh, ha segnato Cruz, non ci credo. Ha segnato Cruz, dovrebbe essere il nostro, non ci credo.
La live è iniziata da, non so, 40 minuti, può essere. Sam, Untelar, Maier, Draxler, stiamo soffrendo. Gol di Julian Draxler purtroppo, 1-0 Schalke. Incoraggia. Porca puttana. Vai Klein, Kevin Klein, per Volland, per Schwarzenegger, Arnold, Timo! Mamma mia che sfigo ragazzi. Ok, energico. Hai ragione, vedi Bad, sono proprio i coglioni io Bad, abbiamo proprio ragione. Offensiva. Vediamo un attimo se qua c'è qualcuno. 86 Romero, la mettiamo. Maher. Non posso però togliere Romero. Allora a sto punto togliamo Arnold. Torniamo a Arnold e mettiamo Maher, proviamolo. E mettiamo, abbiamo detto, regista avanzato. E togliamo anche Timo che se ne sta mangiando un po' troppo. E mettiamo Kane. Dai fioi. No, non aprirò mai un secondo canale. Ciao Carlo Cavallazzi. Dobbiamo svegliarci, potrebbe essere la prima sconfitta. Schürrle, Andres, Kevin De Bruyne, Maher, Schürrle, Andres, inventaci qualcosa Andres! Fuori. Aia. Dai Maher, vediamo come debutta qua il gioiellino ex PSV. Attenzione Kevinone, cross un po' curioso. Maher, Volland, mettila in mezzo! Attenzione Kane, la grande macchina rossa, il nuovo Teddy Sheringham, pareggio. Sostituzione azzeccata per il Cume. Dimmi il nome, cognome, non lo voglio dare. Ciao, madonna che nome. Grandi ragazzi, grandi. Adesso cerchiamo di tenere però Romero, Kevin De Bruyne, Maher, grande Maher comunque, Kevin, anche Kevin Volland, Kane, Kevin De Bruyne per Schürrle, ribaltiamola, fallo, ma dai che fallo, Christiansen, dai che fallo. Draxler, comunque giochiamo meglio con offensivi, Draxler, adesso prende le ultime parole famose, Draxler, Julian, Untelar. Tattiche un attimo. Qua abbiamo un po' di giocatori distrutti. Luis Gustavo lo possiamo mettere per Romero che è anche ammonito. E proviamo Perisic per Schürrle che... non posso più fare sostituzioni, giusto. Va bene, dai. Anche Perisic lo voglio provare assolutamente. Maximilian Meyer, attenzione Untelar. Cosa ha fatto Scuffet? Grazie Paolo Scuffet. Grazie Paolone. Occhio fioi, occhio ragazzi, occhio. Stiamo soffrendo un po' adesso. Classiane, il cacciatore, bravissimo Char. Ottimo acquisto per 2 milioni Maher ancora. Sta giocando da Dio Maher. Bravo Maher, bravo. Quanto dura la live? Non lo so, un po' meno del solito però perché... dopo devo fare 2 o 3 cosette. Non rispondere sempre. Vai, Madonna Maher sta giocando bene. Cos'è? Fine partita, 1-1. Dai, vai. Vabbè, col Borussia Schalke 2 pareggi, 1-1. Va bene. Per me siamo stati sfortunati, meritavamo noi. Infatti. Ok, 5 punticini, dai, pian pianino. La Coppa Centrale è da brividi, ciao Fio, lo so. Non farò commenti. Abbiamo rispetto a Roberto Di Matteo, sì, dai, sei simpatico Di Matteo, lo salviamo. Una caotta conferenza stampa di Veneziano. Dai, Hamburgo, deve battere il Bayern. E cazzo, grande Hamburgo! Grande Hamburgo, fioi. Grazie, il nome.
Eli, non riesco a rispondere sempre, sempre, sempre. Io mi scuso. Benaglio è ansioso di spaccare il cazzo. Vabbè, potresti giocare, Benaglio. Ogni tanto giocherai, cazzo. Che devo far crescere anche Scuffet. Grazie DJ Jumbo. Ciao Lollo X3. Grazie Flavio. Ok, Hertha Berlino e Gladbach vince. Il Colonia batte per me 2-1. Non ci credo, 2-1. Grande Cuba. Venezia ha vinto col Ferie del Piscialò, ma com'è? Adesso c'è il Ghiamp, vuole partire bene anche in Europa. L'obiettivo principale è arrivare a vincere l'Europa League, cazzo. La voglio vincere, che sarà durissima. La squadra non è stellare, purtroppo. Allora, allora. Tutte queste notizie che non me ne frega un cazzo di queste notizie. Sei il vero youtuber del mondo, grazie Eli. Assassin's Creed mi piaceva, mi ha un po' rotto le balle. Spacchiamo il culo al Ghiamp, speriamo. Possibilità di affrontare una società del calibro della tua grazie all'Europa League. Ok, sono felice che parla di questa cosa il allenatore così non spacca i meroni a me. Più scarsa del girone. Prendo la gara una per volta. Lavoreremo duro per portare a casa la vittoria. Vinceremo questa fiducia alla squadra. Siamo in campo per vincere. Vogliamo vincere la prima partita. Vai Fui. Domani la prossima live. Live di FIFA non lo so, volevo fare PES live e FIFA offline, sinceramente. Ok. Vediamo un po' qua in Europa. La squadra c'è anche. Però è chiaro. Allora, proviamo Perisic. Vediamo tra Volland. Ok, Perisic. Stavolta mettiamo Kane titolare. E metto anche Maer titolare, che mi ha entusiasmato molto. Ok. Regista avanzato, attaccare. Devo ricordarmi però. Tielemans abbiamo detto che è regista avanzato anche lui. Ah, non c'è capista offensiva. Proviamo Naldo qua al posto di Shar. Così facciamo, perché sennò non abbiamo veramente i giocatori. Come ho visto che sei un pesce che sa volare, la metti la web, non so cosa c'entra, però non lo so. Finora abbiamo fatto una vittoria e un pareggio. Ok, il nome, grazie. Qua altri cambi. Vediamo un po'. Proviamo anche il Congo. Il Congo. Però due cambi. No, due cambi di difesa non li faccio. Lo provo nel secondo tempo se le cose vanno bene. Gustavo lo rimettiamo però. Luis Gustavo. Ok. Go. Bisogna cominciare bene in Europa perché ci tengo tanto l'Europa League, è una coppa che mi piace. Ok, nel calcio così. La mia squadra è sempre motivata. Non voglio marcare nessuno, sono tranquillo, a mio parere non serve. Offensiva. Cercate di impressionarmi ragazzi, soprattutto a quelli nuovi. A me piace Ghiamp, mi piace il Ghiamp. De Bruyne questo è gol, traversa gol. Palo! Ma arriva Schurle! Boom boom Schurle! Mamma mia, che giocatore Schurle, che giocatore straordinario. Che tenero ci tiene tanto all'Europa. Vai, bisogna cominciare la grande fuori casa, Gustavo. Gustavo la passera per De Bruyne. Per Andres Schurle, mamma mia Schurle che giocatore. Ci sta veramente illuminando. Inigo Martinez. Oh! Mamma mia, Scuffet. Federic Zobbi. Ciao Federic Zobbi. Luis Gustavo, Klein. Klein vede Perisic, Perisic, Kane, mamma mia, subito inizio sfolgorante del Wolfsburg, dei record.
Klein vede Kane fa il lancio da ultimo uomo, rosso Cacchius, rosso per Sorbonne, per cortesia. Sì, cazzo, e se ne va sotto la doccia. Buono, buono, adesso qua sarà magari il missile di De Bruyne. Vogliamo il missile di De Bruyne. De Bruyne. Ah, sì, mi fa vedere anche la punizione, sto frociazzo. Come ti love, grazie a ste. Ai ai ai. Eh sì, c'è gente nuova, c'è la gente qua. Kane, mamma mia! Harry Potter, Kane! 2-0. 2-0 Wolfsburg, grandissimi ragazzi. Molto bene, ancora De Bruyne, pennellata di De Bruyne, Kane! Mamma mia, Kane sembra più pronto di Timo in questo momento. Perisic con un tiro di testa, madonna, da cioccolataio obeso. Viva la lovitudine verso il cume, cioè la Eli sta veramente coniando una nuova terminologia, Kane! Mamma mia che giocatore ragazzi, quanto mi piace Harry Kane. La Big Red Machine ragazzi, la Big Red Machine. Continuate così. E adesso facciamo due cambi tra un pochino, proviamo anche con Golò. Beh, col Ghiampi immaginavo che si poteva vincere, però non è ancora detto, stiamo calmi. Tanto possiamo andare su controllo. Però mi ricordo con il Leeds, ragazzi, mamma mia, che bella che è stata. Però là mi sono veramente un po' aiutato, all'inizio, con un po' di soldini, questo lo dobbiamo dire. Schürrle, palo di Schürrle, ma offside. Dai Kane, ma Gustavo la passera, miracolo del portiere. Vai De Bruyne, Kevin Klein. Maher, sta giocando benissimo, Kane, Schürrle, sontuosi. Un Wolfsburg sontuoso. Mamma mia, che mi sta combinando questo Wolfsburg. Mamma mia, signori. Ora proviamo Terence Hill per Martinez. Ok. Poi mettiamo Timo Werner. Vai Essenza, ti prego. Ti prego Essenza. Ok. Conferma. Calmo. Voglio un grande spettacolo. Vai. Wolfsburg show ragazzi, eh sì. Eh sì ragazzi, Wolfsburg sontuoso. Abbiamo fatto un bel modulo, questo è il mio modulo comendiano. E vediamo. Fiorentina 2-1 col Groningen, Salibur. Dai fioi, dai, continuiamo così. Continuiamo così. Attenzione, bravo Congolo. Attenzione però qua, brutto errore. Bravissimo Naldo. Grande Naldo. E Bud Spencer dove l'hai lasciato? Anche De Bruyne, partita strepitosa. Timo, l'essenza di Timo. L'essenza di Timo, Timo. Grandissimo Timo. L'essenza di Timo. Gustavo, De Bruyne, Schürrle, Maher, Kevin Klein, peccato. Ecco, Eli si sta portando in un mondo particolare fatto di commenti un po' curiosi. Vai, fallo, ma che fallosi che sono questi stronzi. Fine partita, buon 3-0 ragazzi, fuori casa. Molto bene. Molto molto bene. Gran partita. Molto 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 bene. Molto bene. Qua voglio ancora premiare Laura Giocatori, recente stato di forma. Lo apprezzo, deve diventare mio amico Schürrle, Dovrebbe essere felice per una buona partenza. Ok, cerchiamo di essere umili. Schürrle è magnifico, ragazzi. Schürrle è realmente magnificus. Ciao Vincenzo Petulla, certo che ti conosco Petulla. Dottor Zivago non l'ho visto.
Ok. Friburgo Colonia 1-1. La Eli. Oddio, prepartita. Oh, siamo contro il porco. Allora, ok. Ok. I giocatori tendono ad esaltarsi, è vero. Non credo di fare paragoni. I giocatori dovrebbero giocare di nuovo. Ho fiducia nelle qualità. Cerchiamo di prendere l'iniziativa. Cerchiamo di stare un po' schisci. Oggi siamo pochini, sì, concordo. Vabbè, dai, c'è la Champions League, un giorno di mezzo alla settimana. Può capitare. Rinaldo cittadino tedesco, questa è molto buona come notizia. PES domani, sì. Ok, allora il Dortmund vince, Bayern Offenheim 3-1 per il Bayern, 1-0. Claudio Pizzarro, ancora vivo. Sì. Basel, il Basel sta giocando, dai, il Basel. Ok, contro l'Eintracht Francoforte in casa gradirei 3 punti, grazie. Grazie Gianluigi, troppo buono. Quel Francoforte, le Schalke distrugge il Magonza 2-1. Ah, vediamo un po', rimettiamo Char, che se Naldo ha giocato bene, però è stanco Naldo, il porchetto è stanco. Mettiamo Inigo, ma era debuttato alla grande. Perisic è distrutto, rimettiamo Kevin Volland, ok. Harry Kane c'è, quindi lo teniamo. Oh, stanco. No, ho sbagliato qua. Doveva mettere cosa, Char, scusate. Romero, Luis Gustavo. Ok, 90 Gustavo, Romero 98. Allora al posto di Gustavo mettiamo Romero, che è più riposato. Ok, direi che ci siamo, salviamo ogni tanto. Ciao Marco Rossi, fatemi sognare. Attento a Piazzone e Meyer, povera Eli. Ciao Marco Corvo. Il commento FC. Ciao Ivan Mollo. Ai ai ai, se le ragazze si incazzano, so cazzi, eh. Dai, però quanto ci metto a salvare, cazzo, sì che insomma, cioè, ho un computer di merda. Andrea Carnesta ti saluto, non mi sembra di averti salutato. Ciao Gregorio Auletta. Che bello, Auletta, mi piace, Auletta. De Bruyne al 92, però De Bruyne non riesco proprio a toglierlo per il momento. Vai Fioi, conferma la formazione. Ok, la mia formazione si è praticamente scelta da sola, molto no. La pressione è tutta loro, non ne frega niente. Mettiamoli pressione qua a questi stronzi, buona fortuna ragazzi. Offensivo e andiamo. Oh, pioggia, pioggia Wolfsburgiana. Non è che bisogna vincere, ragazzi, dobbiamo vincere assolutamente. Andrea Schurle. Attenzione, Seferovic, il Sefe. Mamma mia, Seferovic. Sì, ho visto cannista. Come mi sputi? No, perché? Ciao Lorenzo Hackett. De Bruyne, Romero. Romero che non riesce a girarsi. Ci sono le partite da vincere, però se vogliamo andare in Champions. Seferovic.
Attenzione Flam, mamma mia, Scuffet ti sta salvando il culo, eh. Meno male, Scuffet è stato un buon acquisto, cazzo. Devo scegliere tra Rulli e Scuffet. Buono Scuffet. Lucas Piason, giocatore, un bel giovane Piason. Non stiamo giocando un match irresistibile, anzi tutt'altro. Piason, Rosenthal, Seferovic, il Sefe, il grandissimo, madonna, ma era stato un acquisto dell'ultimo istante, indovinatissimo. Schär, Rodriguez, De Bruyne, Maher, Schürrle, Andres per Kane, The Big Red Machine per Klein, mamma mia, rigore, no, vabbè, ma vaffanbrodo però, dai, non mi piace Minecraft. Piason, ah, che traversa. Schürrle. Non riusciamo a sfangarla, Martinez, Kevin Klein. Maher, Volland, Kane, madonna, cosa ha preso Trap? Il Trap, ragazzi, siamo contro il Trap. Cosa mi ha preso il Trap? Cosa mi ha preso il Trap, signori? Kane, Schürrle, Andres, mi mette tutto Andres, fuori. 88 like, grazie ragazzi. Io ascolto i vostri aggiornamenti. No, Rus, gol, incredibile. Incredibile il gol del Francoforte. Marco Rus, cos'è? Marco Reus taroccato? Ciao Franci LOL. Ai. Palla alla squadra. Aggressivo. Incoraggia. Dai, Fio, non possiamo perderla, vedi, siamo ancora una squadra inesperta, siamo tanto giovani. No, Martinez, erroraccio di Nico! Erroraccio di Nico! Grande Scuffet. Dai, De Bruyne, ti prego, regalamelo il sogno. De Bruyne Volland. E questo deve essere gol. Speriamo sia fuori gioco. Kevin Volland. Grande Kevin. Grazie Andrea Cannista per la sponsorizzazione. Dai, Fio, 1-1, bravi, crediamoci. Oso al piccolo, vedi che incoraggiandoli i giocatori si svegliano. Brutto errore di Nigo, però. Scuffet la lancia lunga. Dai, prendila però. Oh, madonna, Rosenthal, Schär, Inigo, Klein. Ecco, errore di Klein. Inigo Martinez, stiamo giocando male in difesa, Flam. Attenzione. Oh, gol. Mamma mia, cosa ha fatto Scuffet la traversa. Kevin Volland. Grazie, Franci LOL. Kane. Dai, The Big Red Machine. Seferovic. Sì, perché si dice Scuffet, ma non mi fa, mi dà proprio fastidio avere l'accento là, sinceramente. Preferisco Scuffet. Io devo dire i nomi come piacciono a me, non come sono. Che poi vabbè l'accento, insomma, anch'io potrei essere Kumenda o Kumenda. Fioi. Ciao, figlio Leonardo. Volland, Kevin, mamma mia, però non... dobbiamo vincere questa, ragazzi, Harry Kane, tra poco lo leviamo. Scalati senza di Timo, Klein, Kane, sa che deve uscire, quindi farà sicuramente la giocata. Kevin, mamma mia, Kevin Volland, cosa mi stava regalando? Al posto di Harry Kane, essenza di Timo. Poi qua 71 Maher, mettiamo Arnold per Maher. Ok. No, cosa sto facendo? Hanno l'ultima modifica. Che cazzo devo fare? Maher. Mettiamo Arnold Schwarzenegger. Vai. Dai, crediamoci. No, che cazzo fai, Kume? Parla alla squadra. Incoraggiamoli ancora. Vai, senza ritmo, vogliamo il primo gol, De Bruyne, l'essenza, bella per Volland.
Vola 2 metri e mezzo. Arnold Schwarzenegger, il rigore non me lo dà. Shurley. Porca trota però, niente da fare, non riusciamo a sfangarla, un altro pareggio questo in casa però non ci voleva, 1-1 è dura ragazzi. Cannistra. No, aggressivo, non siete abbastanza, no, questa non mi è proprio piaciuta, però 26 tiri, siamo a 6 punti, cioè, pian pianino, c'è il Magonza. Appassionato. Voglio pensare ad altro. Ha giocato bene Kane, cazzo volete? Ha fatto anche un quasi gol, che il portiere ha fatto un miracolo, porca mignotta. Conosci Kevin Costner, sì, mio amico, andiamo insieme a mangiare pasta e fagioli. Il Milan batte la Roma, è proprio un gioco. Beh, in Sicilia vengo, quindi in caso ci vediamo là. Incazzati come, sì, che mi incazzo, perché stiamo buttando via punti, Christiansen. Chi vincerà la Bundesliga questa stagione? No comment. No, cazzo lo vede, il fitto calendario, ma pensiamo a giocare, prendiamo i miliardi, Dio santo. Grazie, anche io ti voglio bene. Magari Stefano. Io faccio lezione di volo. Lezione. Il Borussia vince anche il Bayern, o la 9, ragazzi. Come sta giocando la 9? Viva la figa e chi la castiga, eccolo là. Porca mignota, l'hashtag. Cosa vuoi? Ah, ti darò l'occasione, tanto dopo non te la do, non per il cazzo. Contro il Magonza. C'è qualche morto, allora... Beh, De Bruyne, diamogli un turno di riposo a De Bruyne, poverino. Allora, Gustavo per De Bruyne. Gustavo Romero, regista mobile. Regista soprammobile, ok. Qua c'è coso. La voglio provare però, Congolo lo dobbiamo provare. Al posto di Martinez che non ha fatto una grande prova. Perisic. Diamo un turno di riposo anche a Schürrle. E speriamo bene. Kane lo teniamo. Come vive l'italiano siamo tutti forti. No, sì, potrei, però voglio che la vediamo la partita, dai, se no perdiamo per la cosa più bella. Applica consiglio. Attacchiamoli per favore, questa bisogna vincerla, eh. Vai. I 3 YouTubers, ciao. Vai, Fiori. Abbiamo fatto qualche cambio per capire un po', anche la squadra dobbiamo provare un po' di giocatori. Gianluigi lo dedichiamo a tutti, il gol, se arriva, speriamo. Fiori, occhio. De Biasis. Mamma mia che gol. 1-0 è Magonza. Male. Male, sono in cazzo però, eh. Lo mando di più, non possiamo giocare così, però tanti gol prendiamo. Adesso devo migliorare in difesa. Si devo fare allenamenti difensivi, però abbiamo una difesa ancora scarsa, cioè non c'è niente da fare. Attenzione Ozaki, oh mamma mia. No, il live dura ancora, penso 10 e mezza, adesso vediamo, non sono sicuro. Mamma mia, grazie Scuffet, ma stiamo giocando veramente male.
Male, raga, molto, molto male. Troppi gol prendiamo, purtroppo. Rodriguez, Romero, Maher, Klein, Volland, Maher, Romero, Kane, dai Kane, girati bene, vai Perisic, boom! Ma che sfiga, vabbè, però che sfiga, ragazzi, eh. Va bene il nome, grazie. Siamo stanchi, aggressivo. Qualcosa di diverso, però siamo messi molto male. Mettiamo subito Schürrle per Perisic. Cazzo, perdere questa no, però, Dio santo. E De Bruyne per Maher. Regista avanzato. Ah, Dio santo. Non lo so se cambierò modulo. Intanto vediamo un po', diamogli ancora fiducia. Vai, Schürrle, ti prego. Rodriguez, Romero, Romero. Mettila in mezzo a Rodriguez. Gol! Autogol! No, Rodriguez, dopo gol di Rodriguez. Che bava, gol di Rodriguez. 1-1. Dai, Fioi. Dai, Fioi, dai, Fioi. No, cazzo, brutta questa. Che palle, però. Ma dai, Clemens della minchia. Ma puttana miseria. C'è niente da fare. C'è niente da fare. Dai, Fioi, dai, stiamo rischiando di perderla, eh. Tutto per tutto. Ragazzi, è dura, abbiamo una squadra così, non è fortissima, lo sappiamo. Schürrle, Andres, regalatemi almeno il pareggio. Kane, Kane, mamma che peccato. È finita ormai. Volland, dai, all'ultimo respiro, Romero. Shar. Vai, ti prego, l'ultimo secondo, Schürrle. Andres fuori gioco. Dimmi, Damn Style. Brutta sconfitta questa, è molto molto pesante alla Coface Arena. Non mi soddisfa per niente, no, guarda, qua abbiamo dominato, però, cazzo, 11esimi siamo, comincia la crisi. Porca puttana. Ma basta, abbandoniamo, mi incazzo, se ne va il Cume incazzato alla Mourinho. Dobbiamo riprenderci presto, ragazzi, perché sta sconfitta non me l'aspettavo proprio, pensavo migliorare l'allenamento difesa almeno per 2 settimane. Pesante come il culo della Vinti. Ah, Dio mio. Vediamo allenamento. Non è l'ideale, ma Claudio ha proprie idee. Ma basta, oh. Tutta squadra vuole con una vittoria. Credo meritano rispetti. Allora, allenamento. Difesa, molto alto. Difesa, molto alto. Ok. Bayern Monaco, Sony pareggia ancora il Bayern col Paderborn. No, 3-0, stavolta ha vinto. Vai. La live penso finirà alle 10:30, adesso valutiamo comunque. Contro il Werder Brema, Fiove, prego. Allora, mettiamo Timo. Ok. Qua mettiamo al posto di Romero, rimettiamo De Bruyne.
Regista avanzato. Merlo, cazzi di qua. Allora, difesa, torniamo con Inigo. E mettiamo Naldo però. Mettiamo Naldo al posto di Char. Ok. Perisic è morto. Mettiamo Schürrle. Sì, si può giocare online, assolutamente. Si può giocare online. Ok. Dai, che possiamo farcela. No, Coman. Ma dai, il Werder Bremen è andato. In prestito. E da me non voleva... Ma va, vaffanculo proprio. Andate a fanculo. Adesso, no, partiamo con controllo. Voglio la vittoria, mettiamo di pressioni, non mi interessa, dobbiamo vincerla. Dai ragazzi, cerchiamo di riportare i 3 punti a Wolfsburg. Mamma mia, attenzione, gol del Werder Bremen. Mamma mia, Fioi. Non cambiare troppo la formazione, secondo di fare un po' di turnover io. Gustavo, Volland, Bad, siamo in crisi, Bad, Volland, mamma mia. Ragazzi, siamo in crisi, eh? Rodriguez, Schürrle, Rodriguez, ma dai però. Gustavo recupera De Bruyne, adesso devo giocare con il cuore, Maher. Gustavo, De Bruyne, Maher, Werner, Schur. Vabbè, dai. Vabbè, allora però, se abbiamo sta sfiga, cioè veramente non so cosa fare. Con offensiva e fluido, vediamo. Offensiva e fluido. Un disastro. Ciao Lorenzo Hackett. Vai Schulle, vai Andres, vai Andres, vai Andres, vai Andres, vai Andres, Wolf para. Scuffete la para, ma ragazzi se perdiamo anche questa è veramente crisi nera, eh. Se arriva la doppietta del verde spengo tutto, sì concordo. De Bruyne, Gustavo. Vai Timo, ti prego. Vai Timo, ti prego. Schürrle. Rigore che non me lo dà, Rodriguez. Volland. Volland, Kevin! Volland, dai, dai, dai. Dai ragazzi, adesso dobbiamo vincerla, porca puttana. Wolf. Wolf e Sburg. Vai Klein. Vai Naldo. Rodriguez. De Bruyne. No, De Bruyne, sti errori centrocampo, ma la recupera bene Kevinone. Luis Gustavo. Maher. Naldo. De Bruyne. Timo non segna. Werner. Dai Timo, smentiscimi subito. Vai Timo. Vai Timo. Vai Timo. Vai Timo. Vai Timo. E Timo Wolf, non ci credo. De Bruyne di testa Volland. Schürrle. Andres Schürrle per Kevin De Bruyne che si perde la palla. De Bruyne ancora. Stiamo giocando bene adesso Kevin. Maher. Gustavo. De Bruyne. Schürrle. 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 Wolf. Sparo che dura che Harry Kane per un Werner veramente in crisi. E mettiamo anche Arnold per Maher. Vai. Wolf è quello della Mercedes. Dai, Fioi, un po' di grinta però, dai. Sì, Bade, sì, stiamo andati un po' meglio con offensiva e fluida. Però adesso bisogna vincere, vi prego, Fioi, un golletto stupido di Kane, vi prego, dai, gol stupido di Kane, andiamo a casa. No, erroraccio. Recupera qua il Werder, dai, Rodriguez, bravo Rodriguez, Rodriguez di cuore, ci sarà il gol stupido di Kane, me lo sento. Arnold. De Bruyne. Schürrle. Schürrle per il niente. Schürrle qua è un errore veramente brutto. Vai Kevin Clay, pareggio del Porto intanto. De Bruyne, Arnold, eccolo il gol di Kane, eccolo il gol di Kane.
Dal gol stupido di Kane, Arnold, Volland, niente da fare. Dai, cazzo, l'incornata di qualcuno, niente, non va, non riusciamo a fare gol, cazzo. Mamma mia. Dai, Fioi, ci svegliamo o no? Niente, finisce. Attenzione, cerchiamo che riprendere il gol adesso, no, finita 1-1, terzo 1-1. Quanti pareggi. Non mi siete piaciuti, ragazzi, mi dispiace. Dio mio. Gran gol di Kevin che lo vogliamo anche. Lo dovevamo lodare Kevin, sta giocando bene Volland, purtroppo è la squadra che non c'è. È stato superlativo, lo apprezzo, grazie, ciao. Porca miseria. Ciao Antonio Seguenza. Ciao Tano Craft dell'Argentina, mito. Siamo in difficoltà, siamo a 7 punti con la partita. Mamma mia, ragazzi, che disastro. L'obiettivo Champions è molto lontano. Più creatività e libertà di movimento è una cosa che io faccio sempre dal secondo o terzo anno io, perché il primo anno voglio tenerli un po' più rigidi. A sto punto, vediamo, Fioi. Proviamo, Bad. Proviamo, Bad. Proviamo. Allora. Istruzioni. Facciamo più creatività. Facciamo più creatività, dai, per il momento e basta. E qua mettiamo fluida. E cominciamo con offensiva le partite, dai. Grazie, Pancaldi Mattia. Un commento sul Milan, non commento. Perché ha fatto acquisti il Milan? Non l'ho notato. Ciao Frederick Zobbi. Vediamo, Bad, speriamo. Qua abbiamo messaggi, porno. Allora. Milan batte il Verona. Proprio un gioco. Ok. Come sei poco informato, eh? No, diciamo che non li considero acquisti quegli acquisti. Oh, cosa anche sto stronzo. Ti darò l'occasione giusta, lo sto dicendo a tutti, fioi. Non troppo li vendo, sti stronzi. No, lo scudetto lo vince la Juve. Se la Roma non riesce a vincere col Parma in casa, merita neanche andare in Champions per quanto mi riguarda. Congolo 3 settimane fuori, fisioterapista, ma anche lo sto vedendo. Sto spendendo tanti di quei soldi, sto spendendo per il fisioterapista. Verigna, no, Verigna gliela diamo un'occasione, dai. A Verigna gliela diamo. Verigna e mettiamo alla destra, lo mettiamo, dai, lo proviamo, adesso lo portiamo via. Vediamo, adesso non pensiamo al mercato, ma pensiamo. Ah, non ci credo, Verigna fuori 10 giorni, ma che sfiga! Dost, ma tutti incazzati sono. Questo è il problema, vedi? Questo è il problema, che tutti sono incazzati. Grande Andrea. Perché sogniamo a vedere com'è. Buono questo. 7 anni sembra buono. Vediamo un attimo. Dirigenza. Lavoro non bene. Oddio, dov'è lo spogliatoio? Come, refatti, come, grazie. Ok. Lo spogliatoio in realtà è il massimo. Boh, allora, veramente non capisco. Allora, individuale. Vai. Preparatori sono quel che sono. Adesso alleniamoci bene in difesa. Finiamo a svegliarsi, eh. Ah, l'hanno annullato il gol. Ma come cazzo? Ha annullato il gol del Porto. Eh sì, possiamo vincere. Vinceremo questa partita sicuramente. Dobbiamo vincere a Fioi. Contro il Groningen in Europa League vuole andare avanti bene, cazzo. Freddo a Venezia non troppo. Perché non mi parli più, Eli?
La Eli non mi parla più. Dimmi Raffaele Pellegrino, scusami. Oddio, si incazzano, avete ragione, scusate. Naldo si stanca subito, ma quanto ha Naldo? Cioè, mamma mia. Ciao Eli. Allora mettiamo al posto di Naldo, rimettiamo Char. Lasciamo Werner che deve svegliarsi. E niente, no, no, sinceramente fare turnover, no. Ah, è vero, Congolo è morto. Allora portiamo sto qua, vai. Sì, è per Windows 8, cioè il gioco intendi? Sì, va su Windows 8. Nexo Martinez, sì, è un buon giocatore. Ok. Dai, cerchiamo di ipotecare già la qualificazione. Siamo favoriti, dimostratemelo. I giochi di rally sì che mi piacciono, però quelli di una volta, Kevin Klein, dai. Cerchiamo di portare 3 punticini. Perché super grazie DJ Jumbo, ma no, no. Assolutamente, va bene che fate domande, anzi, ci mancherebbe. Fiorentina già 2-0, ciao. Bello, primo tempo veramente ricco di emozioni. Kevin Volland è un po' scontento. Piquet. Piquet. Tranquillo Nicolò. Ma Fioi, cioè, incoraggia. Dai, Fioi, svegliamoci. De Bruyne. Vogliamo il gol di Timo, però Kevin Volland. Vai Kevinone. Luis Gustavo. Rodriguez. Luis Gustavo. Maher. Martinez. Ancora De Bruyne. Bellissima azione per un po'. Sullo stretto Volland. Ecco qua. Volland. Schurle! Miracolo di Siestma. Cazzo, adesso stronzo, non si sa. Tattiche. Mettiamo Harry Kane e Arnold per Maher. Ok. No, non ho fatto un cazzo, veramente. Arnold. E mettiamo anche Perisic. No, che cazzo faccio? Dio santo, quando c'è lo robe mi incazzo. Tattiche. Allora, abbiamo detto. Werner c'è. Poi mettiamo al posto di Maher, mettiamo Arnold. E mettiamo anche Perisic al posto di Volland. Ok. Vai. Andiamo. Attenzione! Shar gol! Gol di Shar! Oddio! Grandissimo Shar! Gol del difensore Shar. Molto bene. All'ultimo secondo fischia, ti prego. Buono, 1-0, grandi Fioi al 90esimo, che culo. Dai, 6 punti in Europa giriamo, 23 tiri a 2 Fioi. Dai, Fiorentina e Wolfsburg a 6, perfetto. Damn Style, ti saluto, Damn Style. Allora, ti canto quella canzone. Damn Style, Damn Style. Contento, vecchio mio? Non ti confondo con questi tasti. Non è che mi confondo, è difficile mentre registri più che altro. Vediamo un po' per il culo. E li dolceli color di cioccolato, adesso che ci penso,
Non ti ho mai baciato. Tratto da una canzone vera, eh? Solo che al posto di Eli c'era un altro nome. Speriamo, Budweiser. Segui più calcio Formula 1 tutte e due, però il calcio lo segui di più che altro perché c'è di più. Ma la Formula 1, certo i bei tempi erano meglio, però... Lo guardi Schalke, no, sto guardando il Basilea, io Real non ho coglione, tanto vince, insomma. No, penso alla prossima partita. Che bisogna vincere il campionato, però, eh. Ma che idolo che sei. Come ascolti il rap? No. Ah, Dio mio. Che bisogna vincere col Friburgo, però, eh. Cioè, se mi suona col Friburgo poi andare a casa. Chi vince l'Europa League nella realtà, io penso un'italiana. O comunque arriverà in finale. Nel gioco il Comendone, chiaramente. Sì, il Basilea è una buona squadra. Il crollo del Dortmund e il Bayern comincia a vincere tutte, figlio. Sì. Il Bayern comincia. Questa bisogna vincerla, però, eh. Sì, certo che lo faccio PES. Domani arriva PES. Devi far giocare Correa. Forse l'ho anche venduto, non mi ricordo. Ma io ho un progetto diverso l'Atletico, un progetto un po' ambizioso, si chiama Kume Project, si chiama. E lo potete trovare anche su Wikipedia. No, Eli, non mi puoi dire queste cose, però dopo che ti ho dedicato una canzone d'amore, che tutte queste cose qua, cioè Eli, dai, non mi puoi dire questo. Cioè, dai, dopo mi rimango triste. Friburgo, Wolfsburg. Dai, figlio. Niente, Timo non si sveglia, io metto cane, figlio. Cioè, taffa. Vediamo chi è stanco. La squadra c'è anche, nessuno è stanchissimo. Io voglio riconfermare loro, sinceramente. Lucas Romero, qua Gustavo come me sarà? Mettiamo magari Romero. Però il resto c'è, dai. Tielemans come sta? Questo è un bel giocatore, quando migliorerà secondo me saranno cazzi. Salviamo un attimo. Ti voglio bene scherzo, lo so, Eli, lo so. Come se non te il gioco combinato, aspetta, lo scorso anno sì, ti puoi iscrivere al mio canale di Amsterdam, mi sono dimenticato di guardarlo, vado a vederlo. Io sto giocando il campionato master con il Leeds da solo, è vero, però dopo faccio troppo calcio. Ti piace il formaggio? Sì. Sì, i miei genitori lo sanno che faccio un canale YouTube, sì, dai. Lo so, lo so. Concordo, però dovrei criticarne, quanto dovrei criticarne? No, beh, in realtà nessuno, però io diciamo che li critico più per le singole partite piuttosto che per la cosa. Io sono fatto così. Dopo vediamo, insomma, comunque aspetto ancora, è troppo presto. Vai, Fio, andiamo. Una sola parola a vincere, eh? E vinceremo. Dai, ragazzi, su. Energico. Buona fortuna, ragazzi. Niente, Oromer spacca il cazzo. Come lo vuoi un regalo, cosa? Sì, mi piace tanto la pizza. Vai, De Bruyne. Attenzione. Attenzione, mamma mia. Bravi, Fioi, bravi, bravi, bravi. Benito Cum. Occhio Jensen, ma che cazzo però gol. Ma da cagare, per il campionato non ci siamo, Fioi. No, Damn Style non mi puoi dire così. Annullato, manco male. Damn Style, ti voglio un bene, non mi puoi rispondere così. Niente, in campionato c'è una crisi disperata, eh. Ma Erva vuoto di testa, non possiamo pretendere che sia forte di testa. Qui c'è area di flirt. No, Fioi, sono fidanzato, Fioi, non stiamo di ste robe.
Attenzione, Shurle, Shurle, Shurle! No, 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 no. No, no, Fioi, me ne vado. Vado a giocare all'Almagro, Fioi, no, Fioi. Vado all'Almagro, non è possibile. Ma che gol ci siamo mangiati, ma dai. Ma dai, ma dai. De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne. Harry Kane fuori. Dio Cristo, svegliamoci, cazzo. Adesso prendo il gol, me lo sento. Eccola là. Niente, niente. Purtroppo due attaccanti troppo giovani ho preso. Altro che qualcuno mi ha scritto. Eccolo là, vai, culato a madre puttana. Sta bene l'Alessia, sì. Niente da fare, vedi, qualcuno mi ha detto hai preso troppi giocatori, ma dove? Cioè, c'è una squadra ancora non in grado, però sicuramente meglio di così sì, però non giriamo, non giriamo. Dai, Shurle, di rabbia Romero, dai cazzo, fuori gioco, ma dai. No, no, regolare. No, ok, manco male, no, manco male. Grazie, aspetta che mi ha scritto questo bel messaggio, dove Kinti Lovo, Romero. Dai, adesso bisogna vincere, però non possiamo fare 1001-1. Rodriguez, rigore. Calcio di rigore, vaffanculo, merda. Adesso devo segnare, però. Dai, Fioi. Dai, cazzo, questa squadra è giovane, è un progetto ambizioso, ma ci vuole tempo. Ci vuole tempo. Qua cosa sta fissando? Le capre? Ciao, Gabri Sigudo. Shar. Madonna, gol di Shar. Ha tirato Shar, Fioi. Dai, secondo gol di Shar. Dai, Fioi, però adesso. Lo so, è un progetto giovani, ragazzi. Progetto giovani al Wolfsburg dei record. Dovahkiin, mangiami il Straking. Potete fare ancora meglio, però, Madonna, Romero però è veramente un carattere di merda, però, eh. Dai, cerchiamo di fare il 3-1, Fioi, De Bruyne di testa raspondona della vita, Romero, De Bruyne, Andres, Schürrle, fallo non fischiato chiaramente, adesso rischiamo anche tanto. Nostra Volland, Kevin passa da passaggino stupido, Kevin, Paolo Volland. Vai cazzo. Yusuf Pulse l'avete già considerato in tanti. Allora, offensiva mettiamo controllo. Tattiche. Werner per Kente, qua l'attacco non segna. Segnano i centrocampisti e Perisic per Schürrle. Così gli diamo un po' di riposo. Vai. Vai Fioi. Sì, possiamo allenare tutto su Football Manager Scuffet, però almeno un goletto lo prendiamo sempre, purtroppo. Dai, chiaramente deve essere chiusa, eh. I miei che faccio YouTube, va, non è che ci capiscono tanto, i miei sono un po' retrogradi nella tecnologia, quindi capiscono un cazzo da questo punto di vista. Attenzione, gol, ma puttana troia, 2-3, quanti gol prendiamo? Niente da fare, prendiamo troppi gol. Devo migliorare ancora la difesa, devo allenare sulla difesa a sbrega, cazzo. De Bruyne, ti prego, riportiamola su 2 gol di scarto. De Bruyne! Messina di De Bruyne! 4-2, signori! Grande Forsburg. Bravi, adesso cerchiamo di non riprenderlo subito, però Ganter, Jensen, Schuster. Bravissimo De Bruyne, mamma che giocatore. Timo, vai, essenza di Timo. L'unico al mondo che sa volare, sono contenti di quello. Volare, oh, trombare, oh. Occhio Ben, attenzione. Scuffet, signori, Paolo Scuffet. Mamma che Paolo. Bravo Klein. Gunther. Bravissimo Bolla, ragazzi, i centrocampisti. Là che ho azzeccato, per fortuna. Partita. Oh, dobbiamo fare veramente un wiki Q, dovevamo fare. Attenzione, ancora la difesa che dorme, ancora. Guarda, sta salvando Paolo Scuffet, meno male che ho preso Scuffet, l'ho azzeccata, meno male. Però parla la squadra. Energico, serrate le fila, dai.
Grande Inigo, dai, De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne. Facciamo segnare Timo, cazzo. Kevin, Volland. Romero, Romero. Maher. Klein, Gunter recupera. Porca puttana, Maher è distrutto, cazzo. E non posso fare cambi. Grande Scuffet, mamma mia Scuffet, mamma mia Scuffettone. Tattiche, fuori Maher e mettiamo Yuri Tielemans. Ok, vai. Come nel simulator. Parchi the bus, stile Mo. Finisce qua 4-2, finalmente torniamo alla vittoria fuori casa, bene. Ben fatto. Manca ancora la vittoria in casa però in campionato. E qua assolutamente voglio applaudire l'ora giocatore. Ok, lo apprezza anch'io. Rigore tutta la vita. Sono stati eccellenti, impeccabile. Dai, pian pianino ragazzi, pian pianino. Adesso c'è l'Erta Berlino. 6 ottobre siamo, dai, pian pianino siamo davanti con la cassa. Cioè, ho le nazionali, che palle. Ok, Eli, adesso facciamo... Vediamo, volevo arrivare a novembre, volevo arrivare onestamente. Quindi arriviamo fino a novembre, poi chiudiamo. No, figurati, do la chinanza, ti ringrazio, sei squisito. Come hai visto Ferrero Sanremo, un po' fatto, ma va bene, insomma, cioè. Is a real, 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 real love. Vediamo, vediamo, perché fare anche la master vorrebbe dire fare 1000 giochi di calcio e poi veramente diventa sempre quello, eh. Cosa c'è, Perisic? No, Perisic te la do l'occasione, ci mancherebbe anche altro. Non è brasiliano però, grande Just Matti. Ciao Alfonso Parisi, ciao Alfonso. Buono. Con l'Erta Berlino in casa bisogna vincere anche questa, Fioi, eh. Ciao Dorengi. La 5-0, ma ci sono importanti novità su FIFA, eh. Domani ci sarà un video di FIFA già registrato, già caricato, è solo privato, domani lo carico e ce ne saranno delle belle, ragazzi, quindi domani gran video di FIFA. Io farei un gioco sul Kuma ispirato alla sua storia. I giocatori di FIFA non funzionano su FM, ha ragione Budweiser. L'istituzione Bud, ragazzi, l'istituzione Bud. Vedi, football comunque è un gioco di nicchia, siamo arrivati massimo alla 55 oggi. FM è un gioco così comunque, ma io sono contento perché lo fanno in pochi e mi fa soddisfazione portarlo su YouTube. Sì, Gabri. Allora, arriviamo sul suo favorito, Coppa del Re non ne frega un cazzo. Se i risultati non arrivano. Telemans ha un brutto infortunio, cazzo. Ottima opportunità, quanto si è fatto male? Telemans, 2 settimane, affanculo, sembrava 3 mesi, Dio. Gladbach Colonia 2-1 per il Gladbach. Leeds crolla. Come ti è capitato di rischiare facendo giocare un giocatore su cui punti tanto e rivelarsi un campione? Sì, sì. È che a football giocavo tanto di più una volta, cioè quando avevo più tempo. Ok, allora Tielemans fuori dai maroni. Rimettiamo Veirinha. Proviamo Veirinha, dai, allora. Mettiamo il secondo tempo magari.
6,40 Schürrle. Schürrle. Metto Perisic. Sta giocando male in questo periodo. Ala. Ok. Kane 6,78. Mettiamo l'essenza. Ok, dai. Salviamo. Come ti è mai capitato di morire? Capita ogni giorno di morire. Quando vediamo il culo della Rosy Bindi, quindi a tutti noi ragazzi capita di morire. È capitato a te, Eli, è capitato a tutti voi. È così ragazzi. Oppure quando vediamo giocare il Milan e l'Inter, quindi tutti noi moriamo ogni giorno. Il nome, mi dici il tuo nome? Ok, DM Style, ciao bello. Ciao, ciao, ciao. Il Milan deve migliorare, tutto deve migliorare. Questa bisogna vincerla assolutamente. C'ho il Cume, ragazzi. Il Cume è un'istituzione ormai. Il Cume. Vai. Purtroppo sì, l'Inter gioca meglio del Milan in questo. Perché è l'allenatore. Vai. Contro l'Erta vogliamo la vittoria. Eli sei una tora. Cosa vuol dire? Maher, De Bruyne. Werner, Timo. Timo, dai, Timo, cazzo. Vai, Perisic, Perisic, Perisic. Bisogna vincere questa, Fioi, Maher, De Bruyne. De Bruyne, lunga, lunga, invece no, Klein, bellissimo. Perisic, Volland. Traverso ancora. Ma tutta Mocari. Male, male. Campionato facciamo fatica però, eh. Di testa. Perisic buttala via. Bravo Kevin. Kevin sta giocando un calcio essenziale, meraviglioso, cazzo. Cos'è Bad? Cosa mi manda il Bad? Eccolo là, gol intanto. Gol dell'Erta Berlino, niente da fare. Calu. No, finisce quando arriva novembre finisce il live. Da farcio problemi grossi, problemi veramente grossi. Guarda Maer, qua sbaglia Maer. Ah, ok. Vai Volland, vai Kevin, vai Kevin, vai Kevin! Niente da fare. Parliamo un po' alla squadra, vediamo un po'. Incoraggia intanto. Aggressivo. Sarà duro adesso. Al posto di Perisic mettiamo Schürrle. E Timo proprio non c'è. Per carità neanche Kane sta facendo chissà cosa. Dai. Ragazzi, sveglia. De Bruyne, ti prego, vogliamo l'1-1 adesso. Niente da fare. Se devo riprendere questo periodo non è che ho una grandissima voglia, però sono messo bene, devo riprendere, sì. Vai Maer, vai Volan, ti prego Kevin, mettila bene in mezzo, rigore, calcio di rigore. Calcio di rigore, bisogna segnarlo però, Fiori, bisogna segnarlo. Cazzo, ho dimenticato di cambiare il rigorista, puttana miseria, no. Puttana miseria, no, Shar, ti prego. Shar, gol, grandissimo Shar.
Buono, buono, buono. Bravi, fioi. Adesso bisogna vincerla però, dai che la squadra si sveglia un po' nel secondo tempo, diciamo, però facciamo una fatica. In casa dobbiamo ancora vincere il campionato. Kane, Harry Kane, niente. Vai Kane. Schürrle, Schürrle, Andres, Andres fuori. Gol del Porto. Para la squadra. Energico. Un po' di passione, fioi, perché dobbiamo vincerla questa. Dobbiamo vincerla, porca mignottona. Ormai è finita. Dai, l'ultimo istante, no, è 92-17. Dai, dobbiamo palla subito, tentiamo il miracolo, tentiamo il miracolo. Vai De Bruyne, ti prego adesso, Schürrle. Fuori. Ennesimo 1-1. Perde tempo adesso. Non ci siamo ragazzi, non ci siamo. Troppi, troppi pareggi. Un po' come il Borussia. Vaffanculo, sti pareggi. 21 tiri, cioè è proprio una sfiga continua, eh. No comment, ciao. Non ci sia Bayern Schalke, il Bayern vince, se ne sta andando. Stai a rischio esonero, bene, lo so, fioi. Dai ragazzi, svegliamoci, svegliamoci. C'è la Fiorentina e poi Stoccarda. Ciao della classifica, ma che mese sei? Ottobre, arriviamo a novembre e chiudiamo. Finisco queste due partite qua, vediamo cosa fanno queste e poi vediamo la classifica. Ottavo posto a 11 punti, siamo ancora tutte vicino per carità, però fioi, 2 vittorie, 5 pareggi, una sconfitta, non è il massimo. Non è il massimo. Se vediamo con la Fiore in campionato, cioè in Europa League stiamo andando bene per il momento, vediamo. Vediamo un po'. Venezia vince con l'Albino Leffe, bene. Offre Angelo, non mi interessa. Come la merita di Sheva, sì. Vuole di più da Schürrle, ok. Adesso parliamo un attimo a Schuller. Conversazioni. No, niente. No, aspettiamo, dai. Questo Forsberg è la pareggetta, concordo, sì. Ok, Europa League. Sono importante vincere anche questa. Allora, Congolo. E lo mettiamo qua. Rimettiamo Gustavo qua. Maer De Bruyne. Mettiamo Romero qua. Ok. Perisic. Allora, proviamo. Vierigne, dai. Al posto di Volland. E al posto qua mettiamo... Arnold può giocare qua? Perfetto. Facciamo degli esperimenti. Ok, Timo Werner. Madonna, Timo veramente in difficoltà. Klein, 7 la difesa comincia, bei voti anche la difesa in realtà. Mettiamo Congolo a sinistra. Ed Harry Kane qua. Ok. Come mi è scopato, sì.
Proviamo con la Fiorentina. Dai che troviamo il modo di batterli. Però con la Fiorentina partiamo da controllo. Non diciamo niente. Dai, vediamo un po' cosa riusciamo a combinare qua in Europa League in casa con Forsberg. Che secondo me la dirigenza sta prendendo in considerazione. Non dico di esonerarmi, però mi stanno valutando, eh. Dai ragazzi. Pasquale. Vai Luis Gustavo, vai Luisone, bravo. Vai, vai, vai The Big Red Machine, vai The Big Red Machine. Ragazzi, ho bisogno di supporto, però è Arnold. Che sfiga, ragazzi, ho bisogno del supporto comediano, eh. Ho bisogno di supporto, fioi. E si gode. Speriamo che non ci sia l'esonero, speriamo, però la squadra fa fatica. Ciao Eli, ci sentiamo domani se ci sei per il live su PES. Dai, fai bisogno di supporto, fai bisogno del supportaccio. Gila. Rigore, ma puttana troia però. Gol della Fiorentina, vaffanculo. Grazie Eli, che ci sei domani. Ciao, fai bisogno di supporto, eh. Grazie Nicolò. Non ci siamo proprio. Qua devo cominciare a pensare di cambiare modulo. Verigna. Dai Verigna non si è mai visto finora. Verigna, smentiscimi. Arnold. Chiaramente non ho falli. Riusciamo a fare un filotto di successi. Il Baba per Gila, bravissimo. Vai Fioi, vai. Cerchiamo di pareggiarla almeno, porca puttana. Tattiche. Mettiamo Schurle. E volla, niente. Ste riserve non mi convincono. Dai De Bruyne. Vai Kane, che ancora non sembra però super pronto per il momento. Kane, niente da fare. 20:30 domani in live. Klein, Luis Gustavo, Klein, Romero, Kane, Volland, Kane, Klein, dai! Vabbè, però allora c'è qualcosa che non va, eh? C'è qualcosa che non va. Mettiamo Maer. Niente. Niente del Comenda, L'online mi ha deluso di FIFA purtroppo quest'anno, tutto per tutto. Andate avanti. Schurle. Che sfiga che abbiamo, proprio una roba incredibile. Klein. Niente da fare. Non riusciamo a trovare la smarrita vera il gol, gli attaccanti non segnano. Babacar. Sembra che giocando in centrocampo è fortissimo, le aree anche, ma l'attacco non vuole segnare. Volland. Kevinone, Maher. De Bruyne, dai Schurle, boom! Grande Schurle, metti il 4-2-3-1. Anche quella è un'idea. Adesso vediamo dove ha pareggiato, cazzo. Dai la beffa, De Bruyne, Igo, qualcuno Char del gol di Char, e il segna sempre lui, 4 gol, e il segna sempre lui, grandissimo Char. Ribaltata calma. Dai fioi.
Gran Char fenomeno, ragazzi. Mamma mia. Scuffet. Attenzione, ti prego, chiudiamola, Gustavo. De Bruyne, scendono solo difensori e centrocampisti, però questo non va bene. De Bruyne. Attenti, Borga, no, Diamanti punisce. Fuori di poco, che culo. Addio, si è fatto male Klein, giochiamo in 10 adesso. Porca puttana. Attenzione. E finisce qua, grandissimo 2-1, pesantissima vittoria, 9 punti in Europa League, stiamo letteralmente dominando, eh. Adesso andiamo a premiare anche Char perché andiamo a parlare con lui. Bravi ragazzi, bravi. Klein 3 settimane, questa non ci voleva. Grandi. Ok. Andiamo qua, Char, fenomeno proprio. Bravo. Dai che ci siamo, piano piano, fioi. In Europa andiamo bene, il problema è in campionato. Ok, qua serve un difensore destro. Difensore destro abbiamo detto. Eccolo qua. Sebastian, questo qua non sembra neanche male in realtà, nel senso, dovremmo dargli forse un po' più di chance a questo qua. Ok. Un po' di gente rotta. Allora, Arnold, rimettiamo Schurle, trova spazi. Poi mettiamo... Ok, Maer mi convince di più di Romero in questo momento. Al posto di Vierinia, Kevin Volland. E l'attacco non gira per il momento, non gira. Allenamento. Squadra. Adesso facciamo attacco 2 volte. Ok, vai. Ciao Antonio. Una squadra per FIFA, Leeds United. Vai, parti con il Leeds. Meeting con lo staff. Individuale, perfetto. Devo cambiare anche i rigori adesso. Stoccare in trasferta, partita durissima, eh. Oh, dai che stiamo migliorando adesso. Deve esplodere l'uragano Kane, grande, l'uragano Kane. Bravi ragazzi. Ok, chiudiamo l'ultima partita del live, sarà con l'Hamburgo. Madonna che abbiamo 2 partite adesso durissime. Iniziare per partita. Dai, sono felici. Il morale è alto. Non intendo. Shelly. Lui. Ok, vediamo come gioca sto Jung. Ok, si va di Leeds, grazie come grande Gianluigi. Grande Gianluigione. Il mio film preferito, uno dei miei film preferiti è Vanilla Sky. Però ne ho talmente tanti ragazzi che ne ho detto uno per dire uno un po' più particolare, diciamo. Squadra per campionato Master PES 2005. Lo Stoccarda di Timo, dell'essenza di Timo, ragazzi. Uno, Madonna, 4-1 col Barcia, godo. Quello Stoccarda sarà durissimo. Speriamo che Timo. Mettiamo Timo, cazzo. Mettiamo Timo che contro l'ex squadra secondo me fa gol. Si sbloccherà contro l'ex. Sono sicuro. Vediamo se indoviniamo la scelta. Ok. Però lo pungoliamo anche. Sì. Sono d'accordo, grande. E anche a Kane. No, l'ultima partita. Vabbè. Lo lasciamo in panchina Kane, non magari si incazza, meglio di no. Dai con lo Stoccarda, speriamo. La squadra al 90% Sciar è stanco. Quindi mettiamo Naldo.
E anche De Bruyne sta ancora, mettiamo Arnold Schwarzenegger. Ok. Buono Fioi, proviamo, cerchiamo di fare l'impresa, dai. Per streamare in 1080p ho bisogno dell'abbonamento. Werner con gli ex, speriamo, cazzo. Vai. Applica consiglio. Cominciamo con controllo. Facciamolo per i tifosi. Ciao Gambe. 2-0 ha vinto Real, va bene, dai. Sapevo, era chiaro. Dai, con lo Stoccarda possiamo fare l'impresa, ma dobbiamo giocare al massimo della forza, Arnold. Che non riusciamo in campionato a vincere in casa. Cioè, abbiamo vinto le due partite che abbiamo vinto le abbiamo vinte in trasferta, pazzesco. Speriamo nel gol di Werner, l'ho anche pungolato, vediamo, Scuffet. Timo Werner. Occhio, occhio. Eccolo là, niente, in campionato facciamo schifo. Mamma mia ragazzi, qua rischiamo, cioè se ci qualifichiamo anche in Europa League penso che la dirigenza mi vada a cagare, eh. Mamma mia che crisi, mamma mia che crisi. Mamma mia che crisi. Invece in Europa dominiamo, che strano. Veramente strano, Rodriguez per Timo. Dai Timo, vai essenza, vai essenza, vai essenza, vai essenza. Timo, Timo in curva. Non ci siamo, non ci siamo. Mamma mia, gol dello Stoccarda. Che crisi ragazzi. Che crisi. Potevamo provare contropiede, sì, forse hai ragione. E che ormai abbiamo poco da difendere, nel senso... Dobbiamo attaccare adesso. Mamma mia che imbarcata. Mamma mia. Carrasco, grande Carrasco. Mamma mia, stiamo giocando veramente in maniera ignobile. Fuori gioco però, dai. Niente, fuori da gioco 1-0, bene. Dai, cerchiamo di accorciare le distanze, porca miseria. Mamma che disastro. Ciao Gamb. Vai Jung, vai. Maer, Volland, buttala su, vai Timo. Vai Timo, ti prego, vai Timo, Timo. Niente da fare. Niente da fare. Sì, sì, è finita il porto. Stiamo giocando veramente, veramente male. Al posto di Arnold mettiamo Romero. Romero, regista mobile. Mamma che disastro. Qua veramente mi manda a cagare la dirigenza. Tutto per tutto, c'è poco da difendere. Timo delusione. Andiamo a Harry Kane. Bravo, dai, dai, crediamoci. Ma non possiamo passarla così, però, mamma come stiamo giocando male. Stiamo giocando proprio, proprio male. Dai, Rodriguez, sbaglio di Rodriguez, mamma mia. Bird Finn, dopo lo guardiamo. Volland, Volland.
Luis Gustavo, ma cosa tira da là? Vabbè, ma giochiamo così però. Rodriguez, Rodriguez. Niente, non segniamo mai, non segniamo mai. Bravo che è stata la carriera con il Leeds. Proprio stiamo giocando un calcio vergognoso. Ma Volland, fallo di Volland. Dai, fioi, dai. Volland, fuori gioco, ma vaffanculo, troia. Ecco, e loro invece segnano. No, no, ma le vedi subito, mamma mia, 3-0 così, siamo proprio nel baratro. Siamo nel baratro. Andiamo un po' di giocatori, niente, non posso neanche che cazzo faccio, come Dio santo. Sono incazzatissimo, comunque. Disastro purissimo. Mamma mia. Ok, tutto per tutto non conta niente, vabbè, grazie che me l'hai detto. Gol 4-0, mamma mia. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Gustavo, Romero, Volland, Kane, niente da fare. Naldo, Romero, Rodriguez, Kane, gol di Kane. Troppo tardi però. Ciao Salvatore Masu. Finisce qua, risultato spaventoso, perdiamo 4-1. Devo parlare alla squadra adesso, eh. Abbandona. Sono incazzato nero, sono riunione spogliatoio. Vai. Dai. Dai ragazzi, su. Non è successo niente. Editiamo un po' di centrava. No, no, non posso più purtroppo. Verdetto va in bestia, che sboro, mi se vado in bestia. Siamo sprofondati al 10° posto, ragazzi. Siamo lontanissimi da tutto in questo momento. Coppa qua, la coppa costava di in vacanza, questi qua, perché erano proprio coglioni, eh. Tori salvo tutta la vita, Megan Fox mi sta proprio sulle palle. Messaggini porno. Finora abbiamo una media percentuale di vittorie 46%. Mamma mia. Mamma mia. Allora. Sì, sì, dai, questa la vinciamo, andiamo in vacanza questa. Strigliata come indiani. Facciamo un po' di Tudor, no Tutor, ma Tudor. Allora. Timo, vediamo chi possiamo mettere. Niente, neanche uno. Vediamo cane. Ok, proviamo, dai. Niente, neanche non può perché è troppo scarso, pazzesco. Pazzesco. Allora, se l'hai su Football Manager non lo so. Aspetta, salviamo che se perdo questa in vacanza la rifaccio, onestamente però non ho voglia di farla perché sinceramente fare la partita con sti morti qua non ho coglioni. Chiamano Mazzarri. Rivedi la tattica come... Vediamo come gioca Renato in seconda. Vediamo come gioca. Chi manda messaggi? Torquato. Coraggio come, grazie Torquato.
Ah, che dura che sei. Il Bundes non va per me. La Bundes l'ho sempre un po' sofferta, in realtà è vero, però deve cambiare, cazzo, la solfa. Dai, dammi vacanza e vaffanculo. Dai, questa la dobbiamo vincere. Se non vinciamo questa, con la Toni seconda mi preoccupo davvero, eh. Notte Gianluigi, vittoria per 2-0, come ha giocato? Perisic 2 gol. Vorrei vedere la formazione però. Oh, eccola qua. Vedi così. Ah no, ha giocato cazzo. Questo qua ha messo. Non è male questo giovincello. In prestito dall'Atletico. Buono questo, eh. Perisic con Golo. No, no, ci ha messo. Madonna, che cazzo ha messo? Va bene, vediamo un po'. 50% percentuale vittoria, si gode adesso. Adesso sì che si gode. Come ti vedo spento, sono incazzato più che altro. Allora, lui vuole fare così, Luca Solomero CC come incontrista. Ma, vediamo, guarda, proviamo, con l'Hamburgo in casa proviamo a sto punto. A sto punto proviamola. Però vediamo un po' la formazione, magari non metto proprio gli stessi uomini. Franci Lollo, non sono spento che stiamo giocando male, sono un po' incazzato veramente, più che altro, cioè perché in Europa League 9 punti su 9, in campionato siamo 12esimi. Ciao ai 3 youtubers. Dai, vecchio, su. No, Inzaghi non è ancora pronto purtroppo, poi anche se è una squadra di merda, questo lo dobbiamo dire, forse neanche Mourinho con questa squadra fa qualcosa. Dai, proviamo a fare un altro gioco, dai, proviamo a sto punto. Rivoglio il Crazy Come, eh. Crazy Come un po' incazzato, porca puttana. Sorteggio. Contro il Bayer Leverkusen, che culo, ma puttana miseria, che sfiga. Ok. Dai, fai con l'Hamburgo bisogna vincere. Ciao Carmelo, ultima partita del live. Eh, ok. Vabbè. Sono un po' incazzati però, si vede. No, non ho ancora visto lo screen di Vincent. Dai, vediamo col nuovo modulo. C'è Kimi che mi consiglia. Anch'io Kevin lo metterei. Però c'è anche Maer. Vediamo, dai, vediamo. Vediamo con l'Hamburgo. L'Hamburgo comunque anche loro non sono messi bene, eh. Non pensavo di far così tanta fatica, però, eh. Ciao fenomeno. No, se mi caccio dal Fosburg chiudo per un po' Football Manager onestamente, perché gli esoneri proprio non mi va, di essere esonerato. Sono mai stato esonerato, cazzo, in carriera. Allora, abbiamo detto questa qua, vabbè. Allora, mettiamo allora Kevinone De Bruyne qua. Kevin De Bruyne. Vediamo cosa mi può fare.
Mettiamo regista avanzato, quello è il suo ruolo, punto. Regista avanzato. Mettiamo supportare, però proviamo a supportare. Poi abbiamo detto Romero qua. Romero incontrista cattivo. Ok. Ciao Sebastiano. Un attimo concentrato sulla squadra. Scusate se non vi rispondo, ragazzi. Mettiamo qua Kane. Kane, fulcro del gioco. Allora, trova spazi. Voland da Gustavo. Mettiamo Maera al posto di Gustavo. E Maer è un rifinitore. Ok. Qua tutto a posto. Abbiamo Nallo. Nallo si stanca subito. Ok, qua è rientrato Tielmans. Tielmans, qua lo mettiamo qua. Perfetto. Vierino lo rivendiamo, sti qua. Vabbè. Istruzioni. Allora, vediamo. Proviamo a cambiare. Possesso palla. Cross tesi sempre. Beh, con i giocatori veloci che abbiamo, proviamo a affrontare la difesa palla al piede. Non mettiamo sfruttate. Più pressing, ritmo più veloce. Proviamo così. E più creatività. Proviamola così. Controllo e fluida. Vabbè, proviamo così. Sfrutta le fasce. Secondo lui devo sfruttare lo stesso, anche così. Ok. Va bene. Salviamo. Ultima partita di oggi e speriamo bene. Ultima partita questa, eh. Se perdiamo anche questa, siamo vicini all'esonero, secondo me, eh. Vediamo un po' con la formazione nuova. Finora il miglior goleadore è Schürrle, però gli attaccanti fanno una fatica, ragazzi. Timo Werner ancora... Sì, no, un gol in realtà l'ha fatto, in realtà. Ah sì, è vero, prima giornata. Dai ragazzi, per il cume, porca puttana, per il cume. Dobbiamo portare a casa i 3 punti. Cuba gli ha avuto fortuna 2005, come sempre 9, gioco droga. Vai. Wolfsburg, Hamburgo. Vabbè. Rigori. Ah, Sciare è proprio il migliore comunque. Beh sì, allora teniamo lui, cazzo. Cioè. Ok. Capitani, ok. Tutto a posto. Andiamo. Milan batte il Cesena. Dai Fioi, veramente dobbiamo assoluta qua, facciamo noi con queste squadre qua. Rafael van der Vaart, pressing sempre e anche marcatura stretta. Vediamo se mi ritiene dopo. Ah, vedi, lui mi fa così. Resetta, no, facciamo come dico io. Ok. Vai Fioi, energico. In bocca al lupo ragazzi, vi prego.
La partita della vita, sì. Devo vincere la prima in casa assolutamente oggi, eh. Oggi non abbiamo alternative. No, Teres Mike. Van der Vaart, ha subito angolo. Gol del... niente da fare. Gol dell'Hamburgo. Mamma mia ragazzi, che disastro. Dai fioi, dai fioi. Sì, ma non possiamo giocare in contropiedi in casa, fioi. Cioè, non possiamo fare la provinciale, porca troia. Io lo capisco che... Cioè, dobbiamo attaccarli, sti figli della mignotta. Kane, Schurle, niente da fare. De Bruyne, Schurle. Volland, niente da fare. Ma che sboro però, fioi. Grazie per il supporto, Fio, grazie per il supporto, ma la vedo grigia, Fio, la vedo molto grigia. Ci mangiamo gol a raffica. Aia, gol. Mamma, mai successo una cosa del genere. Mai successo una cosa del genere. Una cosa vergognosa. Come quit. Lo so, ma il Leeds è un discorso, cioè il Wolfsburg è un'altra, poi anche i giocatori, gol. Gol di Schurle, bel gol. Dai di cuore, salvatemi la panchina, Schurle, Kane. Kane! Vabbè, allora andiamo a casa, andate a fare in culo, allora, cioè... non è possibile che mi ha rotto il cazzo però, perché non è possibile, non ne segna mezza. Proviamo De Bruyne qua. Mettiamo trequartista e al posto del Mae mettiamo Luis Gustavo. Dai. Ci stanno punendo perché ho dato Reddit. No, De Bruyne infortunato a ma vai a cagare, va. No, allora veramente non ho parole. Non ho parole. Non ho veramente parole. Arnold, dai Fioi, dai Schurle, incoraggiamole. Andres Schurle, cosa ha fatto Schurle? Cosa ha fatto Schurle? Vuole salvarmi la stagione, cazzo sì. Bravo Schurle, ti amo ragazzi, proviamolo in the box adesso, tutti in avanti, chi se ne frega, bisogna vincerla. In the box. Scuffet. Dai, tentiamo il miracolo da 2-0-3-2, potrebbe girare la stagione qua. Timo, l'essenza di Timo. Arnold. Niente. Gustavo recupera Volland. Dai, Fioi. Jung, chi cazzo sei? Gustavo, ti prego, mettila bene in mezzo. Gustavo, la passera, non sbagliarmela, Gustavo. Non perdere al centrocampo. Questo è il bug. No, beh, se perdo così mi girano i coglioni, però, Dio santo. Dai, tutti in avanti, in the box. Vai, cazzo fa Scuffet. Timo, vai Timo. Arnold, Schwarzenegger. Attenzione, Timo Werner l'ha messa. Finalmente Timo, una bolgia in the box.
Fiove prego, la 2-0, 3-2. No, no, sto l'angolo, no. Buttiamola via, buttiamola via, buttiamola via, Scuffet, Scuffet, adesso ragazzi energico, concentratevi, calma, calma ragazzi, calma Rodriguez, questa è veramente una cosa senza un senso logico, Romero, Romero, Rodriguez, Rodriguez dai, Rodri dai, la stiamo girando nel secondo tempo con i cambi che Comendiani, Gustavo, Gustavo, Arnold, Shurle, Andres, sono 4-2, e vaffanculo, e vaffanculo. 4-2, 4-2 partita stoica del Wolfsburg, mi viene quasi da piangere. Rodriguez, è girato, speriamo che sia veramente la volta buona. E viene giù tutto Rodriguez, 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 mamma come stiamo giocando adesso, Rodriguez, Rodriguez, entra in area Werner, Timo! Ed è Timo! Ed è Timo! Ed è Timo! 5-2 Timo! 5-2 Timo! 5-2 Timo! Cosa stiamo facendo? Cosa stiamo facendo? È cambiato tutto! È cambiato tutto! Ribaltone come Diano! Wolfsburg! Wolfsburg! Mamma mia, che secondo tempo, ragazzi! L'abbiamo ribaltata, Schürrle! Sì! Yes! Grandissima rimonta, l'impresa della vita. Madonna, è successo una rimonta impressionante. Ho vinto anche la Kiev, mentre qua Schürrle mi ha regalato veramente una cosa devastante. E anche Werner dobbiamo premiarlo. Grazie Timo, finalmente. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Grazie, grazie, grazie. Salviamo subito sta partita storica. Madonna, Madonna, cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo fatto, ragazzi? È cambiato, è girato tutto, è girato. Cosa cambieresti? La grafica, vorrei la grafica di FIFA al posto di questa merda della D2, sarebbe il sogno della vita. Mamma mia, cosa è successo? Mamma mia. Grazie a voi, Dovachin. Mamma, cosa abbiamo fatto? Il Venezia ha vinto colpa via. Santo subito, sì. Mi dispiace Giancarlo, ma adesso è finito il live. No, penso adesso. Sono devastato, raga, vi saluto tutti, vi voglio un bene dell'anima, ci vediamo domani alle 20:30 con PES, io purtroppo devo staccare di corso perché devo fare alcune cose. Ragazzi, grazie veramente di tutto, siete fenomenali. Raga, un saluto veramente a tutti, abbiamo fatto un'impresa titanica. Sì. Mamma mia. Mamma mia ragazzi, fatica come indiana sì, che sboccio, mi cosa ho fatto. Notte ragazzi, good night, good night. Ah, Dio mio. Un saluto come, ciao domani, ricordo domani 20:30 c'è PES e domani c'era un bel video di FIFA, ragazzi, con importanti novità. Importanti, ciao Torquato, importante novità. Adesso vai a trombare. No, no, grazie ragazzi, grazie a tutti, grazie veramente a tutti, spettacolari siete. Alla fatalità siamo in 62 adesso, ma puttana, dai, perché sono finite le partite, vedi? Avevo ragione. Vabbè, raga, veramente un saluto a tutti, grazie, grazie, ancora grazie. Questi live con voi veramente sono una cosa meravigliosa, non so che altro dire, so solo che riempite le mie giornate che sono già piene, ho già tante cose, però il vostro supporto è meraviglioso, veramente. Ciao ragazzi, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao, good night.